il principe che cercavi. Tu lo sai che sono un matto vero che ama ancora gli angoli e il gusto del pensiero. Non sono io l'uomo della provvidenza, anzi, quelli mi mettono paura e tanto fin dalla mia prima infanzia. Forse non sono io il grande attore, l'uomo ricco, potente, l'esteta dell'amore. O il calciatore. Sicuramente non sono io quell'uomo che sa corteggiare tra mille maschere un elmetto, con quella dose di maschilismo nascosta bene dentro un bel doppio e triplo petto. Certo che sono pazzo di te e non capisco veramente, rima facile poi perché siamo molto diversi e questo lo so, ma non ci posso fare niente, io ti adoro, per questo non te lo dirò. Sicuramente non sono io l'uomo forte, il macio, quello convinto e sicuro. Ho tante debolezze e l'anarchia lascia un segno che cerca nel mio futuro. Io sono idealista, fuori tempo, fuori moda, né fashion, né trendy né cool. E amo le canzoni nella via di una strada mezza rotta di periferia. Certo che sono pazzo di te e non capisco veramente, rima facile poi perché siamo molto diversi e questo lo so, ma non ci posso fare niente, io ti amo e forse per questo non te lo dirò. Cercami, cercami e sono dolori, cercami, cercami, trovami fuori, cercami ti prego è la tua bellezza, è una buccia di banana senza salvezza. Ehi! Allora, vi ho svegliato bene questa mattina, siete pronti? Perché adesso dobbiamo veramente, vediamo questa locandina, basta morti sul lavoro, giustizia per Mattia Battistetti, questa famiglia che anche questa mattina è fuori dal Tribunale di Treviso per cercare di avere giustizia, una pena certa, tante udienze. Beh, guardate, io li ho incontrati ieri a Villa Margherita perché era l'ultimo giorno della mostra Ricordare. Le associazioni abbracciano le associazioni e guardate, era uno strazio vederli questi due genitori che sperano sempre che arrivi questa giustizia, questa certezza della pena, anche se il ministro Nordio ha detto che la morte sul lavoro non può diventare un omicidio sul lavoro. Io non so, però quando uno perde il figlio penso che la certezza della pena dovrebbe essere data tutta, perché questo ragazzo non torna più a casa e non ha più vita. Ne parleremo questa mattina in presenza Pietro Colmellere, scultore del legno. Guardate che bel ragazzo, guardate, giovane, 25 anni, con secondo me anche un ottimismo che è di giovani quasi tutti, a parte quelli che hanno problemi, che per cercare di far capire che forse la vita vale la pena di essere vissuta anche in maniera diversa, magari con una passione, ecco, la passione che fa superare tutti gli ostacoli, tutti i paletti. E saluto anche da Padova Fabrizio Boron, consigliere regionale di Forza Italia. Buongiorno Boron, grazie di essere qui. Boron invece ha la passione della politica, Colmellere, passione ecco, della politica. Sì, però io sono uno che lavora, Ah, sono ecco, uno che lavora. bravo Boron, non è un lavoro la politica,
ormai ho il mio lavoro e la passione per la politica, che è un'altra cosa. Ha fatto molto bene a spiegarlo. Allora partirei proprio da Boron questa mattina. Per capire, questa mattina ci sono questi scrutini, ecco, cosa vi aspettate, Boron? Secondo lei cosa succederà? Facciamolo in anteprima, dai Boron, poi sentiamo anche questo giovane se la politica lo affascina, lo stuzzica, oppure se proprio a semo perda. Prego Boron. Parliamo di Sardegna, giusto? Sì, Ma guardi, sicuramente rappresenterà diciamo un dato elettorale un po' che poi si rispecchierà più o meno anche nelle prossime europee, quindi stabilirà un po' gli equilibri all'interno delle varie coalizioni sia di centrodestra che di centrosinistra e in qualche modo sarà, penso, anche un po' di laboratorio, perché al centrosinistra hanno trovato, no, un po' di unità e di condivisione, diciamo, sul candidato. Parliamo 5 Stelle e PD, seppure una parte si è divisa sulla candidatura di Soru. E dall'altra parte c'è la questione del centrodestra, dove sappiamo la diatriba che c'è stato nelle settimane scorse per scegliere il candidato, dove il candidato uscente della Lega non è stato ricandidato, ma è stato un candidato voluto fortemente da Fratelli d'Italia. Ecco, quindi da una parte Fratelli d'Italia che dovrà dimostrare di aver fatto la scelta giusta, e dall'altra parte comunque vedere anche il dato della Lega, che mi pare di capire da quello che si leggono nei sondaggi è un po' in difficoltà, e quindi dovrà in qualche modo ridimensionare poi tutto il contesto che si vede, no? E che si ascolta e si legge ogni giorno, terzo mandato, Veneto e quant'altro. Insomma, ecco, magari al Veneto a me interessa un po' di più sapere cosa succederà, però ecco, questo è un dato essenziale che uscirà, ormai mancano poche ore. Io credo che in qualche modo quello che i sondaggi hanno previsto non si discosteranno di tanto, quindi la Fratelli d'Italia sicuramente si dimostrerà ancora forte, e dall'altra parte la Lega debole. Ecco, per quanto mi riguarda, su Forza Italia invece la speranza è quella di avere un dato buono che dimostra l'inversione, dimostra la crescita che sta avvenendo nel territorio e che quindi in qualche modo anche elettoralmente si manifesta. Questo sarà un dato importante. Allora Boron, io ne parlavo proprio sabato, ma ne ho parlato tutta la settimana di questo terzo, quarto mandato per qualcuno, però tutti quanti i presidenti, o quasi tutti i presidenti di regione, non so perché li chiamano governatori, perché sono presidenti di regione, però non vogliono andare a casa. Prima avevano un'idea, tanto è vero che anche il nostro presidente Luca Zai diceva 2 mandati e poi basta. Adesso non vuole prendere a casa nessuno. Allora io ho detto, Boron, che forse è perché il presidente della regione ha talmente tanto potere, arrivano tanti di quei soldi, che non può essere paragonato a un parlamentare, perché è una cosa diversa. Questo me l'ha detto anche Giampaolo Gobbo anni fa, la potenza che ha un presidente di regione, perché a qualcuno questo non è noto. C'è un motivo perché nessuno vuole andare a casa, né di destra né di sinistra, voglio rimanere là, perché sono poteri molto importanti, e sono convinta invece che un po' di aria fresca non farebbe male, anche per dare spazio ai giovani, per dare spazio anche a altre realtà. Non è possibile che siano solo loro bravi, che ne saranno anche altri bravi, proviamo, cioè questa è un'idea mia. Cosa dice Boron? Ma guardi, sono d'accordo con lei, cioè, ha detto che non si può mettere sullo stesso piano la carica monocratica, no? E con la carica ovviamente consigliare o parlamentare, cioè un parlamentare o un consigliere regionale come un consigliere comunale ovviamente partecipano nell'ambito di un contesto parlamentare o consigliare dove ci sono degli equilibri da trovare, ci sono anche delle maggioranze da trovare per votare leggi o comunque delibere, e non è la stessa cosa di un presidente di regione, di un sindaco di una grande città, di un presidente di provincia come era a suo tempo, che in qualche modo sono una carica elettiva diretta. Teniamo presente che la riforma sulle elezioni dirette è stata fatta anni fa, poi si è deciso il blocco di 2 mandati proprio per questo motivo, perché avendo una carica elettiva diretta ed avendo ovviamente una forza molto, molto importante, perché quando si guida una grande città o una regione si ha diciamo forza non solo diciamo politica, no, ma si ha anche forza mediatica.
Ecco, in questo contesto fu fatto quel limite di 2 mandati sul quale io sono pienamente d'accordo. Domani mattina avessimo il Presidente del Consiglio dei Ministri eletto direttamente, come si vuol fare la riforma, è giusto che ci sia il limite dei 2 mandati, perché diventa una carica monocratica elettiva diretta e che pertanto avrebbe una forza ancora maggiore di quello che rappresenta oggi. Ecco, è una scelta che oltretutto è vero, come ha detto lei, fu anche condivisa dalla stessa Lega negli anni passati. Ricordo addirittura che il segretario della Lega Salvini propose addirittura di fare il blocco dei 2 mandati all'interno del partito stesso, cioè dicendo che le cariche interne al partito non potevano avere più di 2 mandati. Ecco, la cosa che secondo me poi la gente non capisce, no? Perché dice, ma quando guarda questo dibattito dice, ma perché questo dibattito viene fuori quando si è in scadenza di mandato? Fosse stato fatto qualche anno fa, fuori dal contesto personalistico, no, che potrebbe rappresentare, uno guarda e dice sì, forse è giusto, forse non è giusto, comunque ci sarebbe una discussione più rilassata, diciamo così. Ma nel momento in cui il tema viene fuori in un contesto particolare, a scadenza di un particolare mandato, che interessa ovviamente ad alcune regioni, teniamo presente che c'è di mezzo l'Emilia Romagna, c'è di mezzo la Campania, la Puglia nella stessa fattispecie, poi è difficile che chi ci ascolta, il cittadino che deve votare, abbia contezza di questo. In qualche modo ti guarda e dice, vabbè, ok, cercate solo di difendere voi stessi e noi invece siamo qui che tutti i giorni tiriamo la carretta e abbiamo difficoltà ad andare avanti. Ecco, io credo che che un presidente di regione prende 35.000 euro al mese, Boron? No, almeno in Veneto. Diciamolo, perché arrivano anche queste fake, io sono molto chiara e mi piace anche dirlo, perché è giusto anche capire. Cosa prende un presidente di regione, Boron? Guardi, è scritto nello statuto e nel regolamento della regione Veneto, è scritto, è lì e quindi è pubblico. E prende 6.600 euro al mese più un indennizzo, se non ricordo male, di 2.600 euro al mese lordi. Quindi 6.000 euro, diciamo, dai. Cosa? Sugli 8.000 euro. Sì, però 6.600 più 2.600 euro fanno 9.200 euro. Tenga presente che sui 9.200 euro si pagano il 50% di tasse. Va bene, comunque quindi, sono quelli. Ecco, così abbiamo sentito anche lo stipendio, perché sapete che mi piace dare delle notizie giuste, perché dai Mirella, no, dico calma con i numeri bisogna darli giusti. No. Allora sentiamo Pietro Colmelleri, questi discorsi interessano voi giovani, siete vicini alla politica, perché voi vi state mettendo in gioco, state cercando di far capire che c'è anche una realtà che è la vostra, che avete voglia di fare, di lavorare. Prego Pietro. Sì, intanto buongiorno a tutti. La realtà, sì, è vero. Logicamente, dal punto mio, ecco, la vedo un po' distante, ma per una questione che non è una mia passione, ecco. Non ti ha mai attratto, diciamo. No, esatto. E quindi la vedo una cosa molto parallela, però un po' distante. Logicamente fa parte di tutti i giorni, quindi ben venga. Però anche per voi è importante avere dei punti di riferimento, specialmente se sono giovani, sapere che c'è un giovane magari che vi rappresenta e che si comporta bene, che ha dato degli esempi positivi, è molto importante per voi, o sbaglio? Assolutamente sì, più che altro anche per un confrontarsi, delle semplici parole, si è avvantaggiati, ecco. Cioè io ho questi problemi, spero che tu me li porti avanti, visto che tu hai la passione della politica, ma sei un giovane come me, io invece ho questi problemi, cerca almeno di far capire che ci sono anche questi problemi sui giovani che vanno aiutati. Allora abbiamo Rinaldo da Venezia, ciao Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Saluto l'artista del legno. Poi vedrete che bravo, faccio vedere il video dopo. Conosco Abate, lo conoscerà anche a lui perché Abate è un scultore che vive a Treviso, adesso ha 80 anni. Però è un grande scultore, lo seguito parecchio, e l'arte del legno è una roba che ti entra nel cuore, non si impara, perché ti ha dentro di te, perché il legno ti dà un tocco di legno e ti lo devi dare come che ti vuoi farlo, ti lo fa con la mente, non con scarpello, sei bravo.
proprio bravo e che sa di tanta fortuna. E dopo, il fatto che riguarda la politica, Italia tira 10.000 euro al mese, non si fa un discorso dei soldi, perché uno che tira avanti un'azienda non riesce a pagare di più, perché meno soldi è Lega, però bisogna cavarsi il cappello davanti a Gaia. Hai fatto di tutto, hai fatto i suoi sbagli, e poi non ti puoi in politica, non ti puoi contentare tutti. Ti dico una roba, il lavoro è il 70-80% dei voti. Se dei partiti, come la Lega, come Forza Italia, così è il 7%, che hanno un ministro, chi ha messo il popolo, non c'è niente chi ha messo il popolo, perché se non fosse la legge questa è la voce che va e viene oggi, Rinaldo, non so il perché, ma ti sentiamo male, va e viene la voce, non so perché stamattina, di solito sei bello chiaro. Uni sarà stufa capire. Grazie Rinaldo, grazie, vado avanti, se no non ce la faccio, comunque le riflessioni le abbiamo capite, non c'è una bella connessione. Allora andiamo a vedere proprio il video di Pietro Colmellere, proprio per far capire l'importanza che dobbiamo dare a questi giovani di credere, perché hanno la passione del legno. Andiamo a vedere il video. Mi occupo principalmente della scultura in legno, prima il disegno, la creazione del modellino in misura un po' più piccola e poi la realizzazione in legno. Siamo qui a Combay con il nostro Pietro Colmellere, uno scultore, perché proprio vogliamo parlare di giovani impegnati e vogliamo valorizzarli, quindi oggi vedremo quello che Pietro realizza e vedremo la sua forma artistica. Si inizierà oggi con questo video a raccontare le storie di giovani che riguardano la loro passione, il loro lavoro e quindi anche l'impegno che hanno nel valorizzare il territorio con la loro figura. Sono Pietro Colmellere, sono uno scultore di Combay, lo studio ce l'ho a Campea, dove adesso io mi trovo a creare le mie sculture. Beh, qui sono grato qua a Campea perché alla fine c'avevo un predecessore di Marco Casagrande, un grandissimo scultore, e quindi è quasi anche un segno che si vuole portare avanti questa realtà. Io lo faccio anche tramite l'uso di legni nostrani, quindi del nostro territorio. Voglio riportare anche molto il castagno, che me lo trovo a cuore a Combay, e cerco di dare un po' la mia personalità, ecco, in questo che faccio. Tutto è nato dalle scuole dell'infanzia, in realtà, perché era una scuola molto anche al contatto con la materia, con la terra, con tutte le arti che possiamo immaginare, e quindi è stato un percorso portato avanti in tutti questi anni, dopo portato nella scuola del legno, quindi una base di falegnameria, per dopo finire in Val Gardena con la scultura. La scultura che mi ha aperto completamente un mondo enorme e dove sono stato abbagliato, se possiamo dire così, o dove ho scoperto quello che veramente mi piaceva fare e dove trovo soddisfazione e dove mi sento realizzato. Io mi occupo adesso molto delle mie sculture, quindi creo per poter mostrare. In questo mostrare ho occasioni di far mostre in tutto il territorio, qui intorno, che mi circonda, e anche molto di più. La scultura di ghiaccio è un concorso internazionale di scultura in neve. Anche questo fa parte di tutto questo mondo, che può essere il legno, la neve, sono tutte dimensioni veramente affascinanti. In questo caso, quest'anno, ho vinto il primo premio del concorso internazionale di scultura in neve in Val Gardena, e è stata una soddisfazione pazzesca. Sì, io in questi paesi ci sono nato, ci sto vivendo, e quindi voglio lasciare anche qualcosa di mio. Sto portando avanti, grazie anche alla Proloco di Combay, un progetto in parallelo anche al simposio del legno di scultura,
sempre inerente alla festa dei marroni, sto portando avanti questa realtà del box art, una forma dove reinterpreto delle leggende e porto delle figure anche mitologiche, se possiamo dire, in questi boschi, riutilizzando il legno locale, il legno che trovo in mezzo ai boschi, che non si userebbe, e quindi ridiamo vita a queste materie. È bravo il nostro Pietro Colmelleri, avete visto cosa realizza, proprio bravo questo ragazzo, e poi sentiremo tanti ragazzi perché darò la parola anche a loro, non li ascoltiamo mai, non li vediamo, è molto poco a mio avviso rispetto a quelli bravi che fanno. Allora, prima di commentare con Fabrizio Boron questo ragazzo, questa passione, questo lavoro, andiamo da Vladimiro da Rovigo. Ciao Vladimiro. Ciao Mirella, grazie. No, volevo fare una veloce riflessione, cioè certamente chi che esercita il potere esecutivo, cioè presidenti di regione, per esempio ministri, è diverso da chi esercita il potere legislativo, cioè che è in Parlamento, l'onorevole, no? Però è sbagliato dire che l'onorevole non ha la possibilità di gestire in senso di potere il suo potere da onorevole, cioè mi rimango stupito che non si ricorda più che la gestione clientelare della funzione dell'onorevole del parlamentare. Qua in Italia abbiamo avuto di esempi addirittura mitici, cioè, se non mi ricordo mai la Lega Veneta è nata anche per questo motivo qua, cioè senza far nomi, ma nel sud che era di parlamentari che era il prototipo tipo della gestione clientelare del loro potere da parlamentare. Quindi secondo me è sbagliato dire che solo un tipo di figura politica istituzionale è esposto a rischio mentre quei altri no. Penso che sia un discorso che avviene in maniera diversa, ma avviene per tutti. Quindi non ho nessun problema che venga stabilito, anzi tra le altre cose, una volta che c'erano le preferenze quando si andava a votare, se non mi ricordo mai che questo è stato tolto, appunto per evitare che alcuni onorevoli andassero in Parlamento sempre loro per questo motivo qua. Non ho nessun problema che venga stabilito che gli incarichi possono avere al massimo due volte del reincarico, cioè 10 anni dopo che si cambia, appunto per evitare i rischi di potere eccessivo, ma anche per dare il ricambio a tutte le persone. Bravo Vladimiro, bravo, così, bravo. Sì, no, non ho problemi, grazie, ma sono bravo anche altre volte, sto scherzando. Cioè, perché te l'ho detto poche volte, bravo. Secondo me deve essere un discorso generale, non può essere solo per un certo tipo di incarico. E anzi mi dico che, per esempio, a mettere un limite dei 2 voti dei mandati per i deputati e i senatori potrebbe facilitare il reintegro delle preferenze quando che si va a votare per le politiche. Cioè, come dire, il discorso deve essere fatto, non deve essere fatto ad personam, né a favore né contro. Tutti gli incarichi politici e amministrativi corre il rischio di essere gestiti male, e quindi se deve essere fatto un discorso deve essere fatto per tutti e non solo per una certa parte. Grazie, ciao, buongiorno. Grazie al nostro Vladimiro. Prego Boron, allora commentiamo o Vladimiro prima o Pietro Colmelleri dopo. Ecco, i giovani e Forza Italia, ecco qual è veramente anche il supporto che veramente il partito, la politica deve dare in generale, parlo a questi ragazzi. Guardate che sono con le spalle al muro se non vengono aiutati, che non è facile sopravvivere, ecco, a fare l'artigiano se non sei introdotto in un determinato cerchio, è difficile anche se sono bravi. Prego Boron. Guardi, rispondo velocemente sulla telefonata perché è proprio veloce. Nessuno dice il contrario, certo, ognuno che è in politica ha la sua sfera di influenza, mettiamola così. Sono diverse ovviamente le potenzialità fra chi è un consigliere o chi è un parlamentare e chi è ministro o chi è assessore o chi è presidente di regione. Sono posizioni diverse che hanno ovviamente livelli diversi anche di influenza, punto. E non dico altro. Mi interessa parlare con il giovane invece perché prima di tutto mi complimento e mi piacerebbe chiamarlo maestro, perché quando si fa arte e la scultura è arte, è qualcosa, no? È una maestria, perché non tutti ovviamente sono capaci, si può imparare, ma molto spesso, anzi quasi sempre, sono doni che nascono da dentro. E per quanto riguarda ovviamente il fattore della gioventù, della
volontà di iniziare un'attività che sia autonoma, perché che sia commerciale, artigiano, imprenditoriale, comunque partita IVA alla fine sei, ecco, io vorrei dire, lo capisco perché ho iniziato anch'io così a 19 anni, a 20 anni, no? Quando inizi io ricordo benissimo l'autovettura usata comprata con le rate firmate con la garanzia del papà e della mamma e con tanta voglia di fare. Quello che purtroppo io credo manchi oggi è dalla parte del pubblico, dello Stato, del sistema pubblico, è la vera disponibilità nel lasciar fare chi ha voglia di fare, giovani, impresa, la burocrazia, il sistema che è ottuso, che troppo spesso... Però Boron, scusi, lei ha fatto parte anche della Lega, di un partito anche importante al governo, apriamo la parentesi, però non è a parole si diceva tantissimo, però non sono stati supportati, tanto è vero che gli artigiani sono spariti, i commercianti sono spariti, i piccoli industriali non ne parliamo, abbiamo vissuto una fase di suicidi spaventosa. Cioè, a parole sì, ma nei fatti poi non si fa questo. Abbiamo Mirko, che piacere, Mirko da Padova, poi continuiamo, Boron, vai Mirko. Signora Mirella, buongiorno. Buongiorno. Io la seguo sempre e a volte riesco a prendere la linea, a volte no, ma oggi aveva come ospite quell'artista, quel ragazzo artista fenomeno, meraviglioso, e poi ha quell'ospite che è il signor Boron, che ritengo una persona seria e molto preparata. Mi dispiace che sia andato via dalla Lega, però d'altronde anche la Lega sta facendo dei grossi errori e questo a me dispiace moltissimo. Il fatto per esempio che questi personaggi, questi artisti, come dice lei giustamente, gli artigiani sono abbandonati a se stessi, e tutto quello che segue il lavoro autonomo è abbandonato, i negozi sono abbandonati, si è dato spazio alle grandi distribuzioni, perché le grandi distribuzioni basta solo limitare gli spazi, non è che ci voglia un ingegnere per fare le cose. Questa la Lega lo sa, Zaia sa, è 20 anni Zaia che governa il Veneto. Abbiamo una sanità che bisogna andare quasi tutto a pagamento. Se lei va a pagamento fa la visita dopo 3 giorni, 4 giorni, se no io devo fare una visita, sono 5 mesi per fare una visita, che ho voluto farla col ticket e stavolta non ho voluto pagare, ho detto va bene, aspetto 5 mesi per fare la visita, sperando che non ci siano gravità. Ecco, se il signor Boron, una persona come Boron, si è staccata dalla Lega, forse avrà tutti i torti in questo mondo, avrà anche delle ragioni però, e a volte bisogna anche ascoltarle queste persone, io dico. Adesso io il signor Boron ho avuto modo di incontrarlo a Padova e a parlare assieme, è una persona della massima squisitezza, di una massima apertura, insomma. Io mi domando, ma perché dobbiamo perdere queste persone? Perché non c'è un'apertura, non si può chiudersi in se stessi, bisogna essere aperti. Ascolti signora Mirella, dico solo questo, parliamo dell'America. L'America, parliamo dell'America signora Mirella. Un presidente americano, 2 legislature, va a casa il presidente e tutto quello che lo contorna. Parliamo dell'America e noi stiamo facendo casino perché uno deve fare cosa? 50 anni di politica e non diamo spazio ai giovani, non diamo spazio ai nuovi che possono entrare, fare esperienze nuove, no, andiamo avanti con questi carottoni, poi vediamo, non so, lei vede anche, mi perdoni, Sanremo, vince chi vince, la figlia di, il posto di, e questo non metto in dubbio le bravure, ma non diamo spazio ai cambiamenti, signora Mirella, abbiamo delle qualità in Italia eccezionali, ma non vengono sviluppate perché hanno solo un piccolo grosso problema, non hanno la conoscenza, non sono figli di, non sono parenti di. Ecco, questo che a me rammarica. Ecco, anche l'ultima, adesso mi perdoni se io non l'ho neanche tanto guardato. Chi è che vince Sanremo? Indubbiamente sarà bravissima, io non lo so neanche, non l'ho mai sentita, ma è figlia viene da, ma non può nascere un'artista come quella che lei ha a fianco, che è un fenomeno. Io lo sto guardando, ci vuole la Mirella per creare queste nuove figure.
Signora Mirella, la salute, tanti complimenti ai suoi ospiti e alla sua meravigliosa trasmissione. Caro Mirko, ti ringrazio veramente di queste parole, fanno sempre piacere. So che mi volete bene, vi voglio un gran bene perché siete la mia squadra, una squadra che ha il coraggio di dire quello che pensa, che chiama, che si mette in gioco. Allora, intanto cominciamo dal maestro Pietro Colmellere, perché bisogna sentire anche sti giovani. Ecco, ti fa piacere, ecco, ti dà anche queste parole anche di supporto, di sostegno, da persone che nemmeno ti conoscono, ma che grazie anche a questa trasmissione e al lavoro che abbiamo fatto vedere che tu hai realizzato, capiscono l'importanza di credere nei giovani, l'hai sentito. Ecco, come vivete questi momenti quando siete al centro dell'attenzione? Beh, in realtà mi sento supportato, veramente, perché non conoscendovi vi ringrazio infinite, perché comunque noi abbiamo sempre bisogno anche di un aiuto, ma un aiuto anche in parole, un aiuto in... sì, sembriamo molto distaccati anche, no? E quindi un po' supportati, fa sempre piacere. Ascolta Pietro, io so che abbiamo visto anche Razzolini, che so che vi è molto vicino, lui è un giovane, ha preso tante di quelle preferenze perché è sul territorio, parla con voi, cerca di supportarvi, perciò è molto importante. Però quello che io vorrei chiederti, ecco, tu andrai a votare, vero? Assolutamente. Perfetto. Ecco, cosa diresti proprio come artigiano, come giovane che crede nel proprio lavoro? Cos'è che vedi che non va bene, che fai tanta fatica ad andare avanti, ad esempio? Ma forse andrei a ricollegarmi alle parole di prima, più che altro sulla difficoltà proprio di portare avanti un'attività. Non è tanto la parte lavorativa, scultorea e creativa che comunque porta una difficoltà. Sì, diciamo, esatto, perciò... una difficoltà e comunque una... Ecco, però tutta la parte burocratica sicuramente è di peso e agevolarla un pochettino farebbe piacere, ecco. Anche forse più coinvolgimento su fiere, ecco, dove veramente puoi metterti in mostra. Io non riesco a capire come funzionano. Cioè, delle volte vieni a saperlo per modo di dire, grazie anche alla nostra emittente, ma se no non è che ci sia tutta questa facilità. Ad esempio, Borò, io ho incontrato sabato una ragazza che mi ha chiesto, io vorrei fare anche al servizio civile. Ma non riesco a capire come, mi sono anche collegata su internet per questi bandi, ma poi alla fine non ho capito niente, non sono mica l'ultima arrivata, cioè sono un'universitaria, ma è tutto confuso. Ecco Boron, questa confusione che però giova a qualcuno, io sono sicura che la fanno appositamente perché così sanno già chi andrà a vincere o partecipare, perché ho questo dubbio purtroppo. Prego Boron. No, ma sa cosa? Qual è la difficoltà? Da una volta ad oggi. Ora, prima di tutto per fare un'attività imprenditoriale ci vuole l'entusiasmo, no? La voglia di fare, uno deve credere nel domani e avere una gran fiducia in se stessa, questo entusiasmo. Ecco, oggi purtroppo questo entusiasmo te lo soffocano, te lo uccidono molto spesso sul nascere o altre volte nella strada facendo. Perché? Perché è tutto difficile, è tutto complicato. Prenda un esempio per un giovane che guarda e che magari chiede la possibilità di investire e anche magari guarda alla progettualità, a quello che sono i fondi Guardi la storia del PNRR. Lei mi dica quanti soldi del PNRR sono stati messi a disposizione per progetti della piccola e media impresa. Non ce ne sono. Se lei va a vedere tutte le aziende che hanno preso i fondi per progetti PNRR sono tutte le solite grandi aziende di Stato, aziende pubbliche o le grandi imprese che hanno ovviamente le possibilità economiche di fare grandi progetti e quindi di metterli in campo, ma che abbiano messo a disposizione a un artigiano, a un piccolo imprenditore, a una piccola impresa la possibilità di dire presentami il tuo progetto, io te lo finanzio, non c'è. O sul sociale, come ha detto il presidente delle RSA del Veneto, non c'è un centesimo per questi progetti per i diversamente giovani. Sandra da Padova, vai Sandra! Ciao Mirella, ciao. Buongiorno ai due ospiti. Io faccio i complimenti, mi associo al ragazzo, dico ragazzo perché potrebbe essere... È un ragazzo. Ecco, per il capolavori che fa. Io ho visto
io ho un'amica che ha il suo compagno che è uno scultore del legno e posso raccontare un episodio. Un giorno, anni fa, 15 anni fa, sono andata a casa loro a trovarli e avevo il soprabito. Allora ho detto, aspetta un attimo che l'appendo sull'attaccapanni che c'era in parete, sulla parete di casa. Al che lei ho detto no, perché è pieno di cappotti e non ci sta il mio. Mirella, io pensavo fosse vero, era tutto scultore del legno. Io, guarda, sono rimasta basita perché sono capolavori, è come un quadro, è un'opera d'arte, ecco, è un'opera d'arte. Dunque io credo che bisogna veramente chapeau, inclinarsi a questi geni, perché sono geni, è inutile che andiamo a tirarsi attorno. Come ha detto il signor Boron, è logico che uno deve avere nel DNA una passione, questo è poco ma sicuro, però deve avere anche le possibilità, come avete detto un attimo fa, di espandersi, perché se non ci sono le possibilità economiche, Mirella, con sto PNR, come dici te, come dicono tutti, anche l'altro giorno il direttore dell'RSA, il presidente, è chiaro che uno si smonta in partenza, non ha quell'entusiasmo non c'è, mentre una volta c'era perché non c'era niente, allora uno doveva veramente grattare i muri, ci arrampicava. Adesso abbiamo la possibilità di avere dei politici e invece purtroppo i politici a ragione non stanziano niente per gli artigiani. Io conosco un falegname da una vita e mi ha detto, io quando non ho figli avevo chiesto di prendere qualcuno a bottega, ma nessuno viene, insegnavo il mestiere, gli lasciavo anche l'attività. Ecco, il problema è questo, tutti questi corsi, scusa Mirella, che fanno non so quanto siano validi, parliamoci chiaro, perché uno deve fare, ho visto una trasmissione. Veloce Sandra che devo andare in pubblicità. Ed effettivamente questi corsi poi alla fine servono pochissimo, ma porca miseria, una volta si parlava il mestiere sul campo, se uno voleva fare il tornitore andava in officina, faceva 3 anni, l'ho fatto anch'io il apprendistato lavorando, ho cominciato giovane a lavorare e ti insegnavano quello che dovevi, poi potevi anche cambiare mestiere, però avevi le basi intanto di un rapporto titolare. E questo è, io faccio tanti auguri a sto meraviglia di ragazzo che prosegua e che la passione lo accompagni sempre. Grazie alla nostra Sandra da Padova, pubblicità. Siamo col maestro Pietro Colmellere, maestro e scultore del legno, calma, e così hanno deciso a casa, e Fabrizio Boron, consigliere regionale Forza Italia. Però abbiamo Giusy in linea. Ciao Giusy! Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Allora, particolarmente un saluto a Pietro, perché si nasce artista, Pietro, facendo meno fatica nel lavorare, dico, anzi senza fatica, solo nella mente per capire cosa tu vuoi realizzare. Gatto, almeno un po' di distrazione con l'amore, perché io chiedo sempre a questi giovani, perché va bene lavorare ragazzi, però una stanza di tregua, insomma, anche a poco altri, o no? Vi ringrazio. Grande Giusy. Allora, sentiamo, come rispondi, maestro? Anche l'amore, i sentimenti, ecco, la persona femminile, ecco, come vedi, ecco, anche proprio rispetto come artista alla figura della donna, ecco, come vedi tu la donna, visto che fra poco sarà anche l'8 marzo? Sì, per me è fondamentale. La mia musa è proprio la mia ragazza, quindi è più Giusy è ragazza semplice. intanto, calma. Sì.
proprio così. Ma è un po' la mia ispiratrice, quindi anche tutte le mie figure che Vediamo faccio. anche le immagini del servizio che abbiamo visto prima, così poi a casa le guardate. Prego, prego. Esatto, tutte le figure sono anche stimolate da questo, quindi è tutto un processo, tutto un evolversi che sicuramente è appoggiato molto dalla persona che ti sta in fianco e molto dal lato femminile. Allora sentiamo anche Boron come commenta. Prego Boron, anche per rispondere anche alla Sandra da Padova e a Giusy, prego. Ma è quello che dicevamo prima, cioè che per fare un lavoro come lo scultore, come l'artigiano, come il commerciante, come l'imprenditore, c'è la necessità di avere una grande passione e poi però oggi rispetto a ieri, una volta si poteva partire sul sottoscala, no? Si partiva nel garage e si iniziava un'attività e poi si cresceva. Oggi è impossibile partire sul sottoscala. Perché? Perché il comune ti chiede delle autorizzazioni, perché la provincia te ne chiede delle altre, perché l'ULSS te ne chiede delle altre, perché l'Agenzia delle Entrate te ne chiede le altre. Se uno va a vedere oggi per aprire un'attività cosa serve, e devi avere l'impianto elettrico a norma, e devi avere la certificazione, e devi avere le autorizzazioni, è qualcosa di impossibile di pensare di partire senza avere un minimo di sostegno economico. E su questo io credo che il sistema pubblico, il sistema politico dovrebbe in qualche modo incentivare e dare forza. Io ribadisco, con certi finanziamenti che ho visto nel PNRR che non hanno senso, avrebbero potuto benissimo fare dei bandi con cifre molto più basse e incentivare i giovani ad aprire un'attività di cui ce n'è bisogno. Però perché... Forza Italia è il governo, allora vi parlate con i vostri rappresentanti dicendo che c'è questo malessere nel territorio, che veramente avrebbero voluto più interesse per il sociale e non è stato fatto. Abbiamo Mirella da Riesi Pio Decimo. Ciao Mirella. Ciao Mirella, ciao, e ciao Pietro che è bravissimo e che faccio tanti complimenti, veramente. Grazie. Quest'estate sono stata a Tison di Val Marino e ho visto dei ragazzi, c'erano state 3-4 così, che facevano scultura su legno. Sono stata incantata a vedere. E poi c'era uno che dipingeva su legno e a me piaceva tantissimo vedere queste belle cose e vi faccio tanti complimenti, tanti ancora. Bravissimo. Grazie a Mirella. Allora andiamo a vedere questo servizio, il punto Forza Italia. Andiamo a sentire, poi lo commentiamo con Fabrizio Boron, consigliere regionale Forza Italia. Andiamo a sentire. Se c'è qualcuno che alza il cartellino per la non approvazione. Non mi sembra. Chi si astiene? Nessuno. Caro Antonio, ti tocca fare il segretario nazionale di Forza Italia. Complimenti. Antonio Tajani raccoglie l'eredità lasciata da Silvio Berlusconi e a Roma, nel primo congresso di Forza Italia dopo la morte del Cavaliere, il ministro degli esteri viene eletto segretario degli Azzurri. Riportare il partito ai risultati del passato è l'obiettivo della nuova dirigenza, quello stesso obiettivo condiviso anche dalla delegazione trevigiana, giunta nella capitale, guidata dal coordinatore Fabio Chies. Siamo qui presenti sindaci e amministratori locali per dire in maniera forte che questo deve tornare ad essere il primo partito in Italia, il partito tra l'altro fondamentalmente ancorato al centrodestra europeo, che ha visto anche l'intervento della Presidente del Parlamento, e devo dire che questa è la direzione giusta. Le sfide all'orizzonte sono molte, ad iniziare dalle elezioni europee. Da lunedì, assicurato Tajani, ci metteremo al lavoro per formare le liste. Questi anni abbiamo lavorato tanto, ma finalmente c'è la soddisfazione di vedere questo partito unito con una leadership forte di Antonio Tajani e tante sfide. Allora, abbiamo sentito Boron proprio ieri che la Lega, che Liga Veneta, che vuole correre da sola se non si arriverà a un accordo ben preciso. Questo partito unito, questa destra unita, ma questo governo unito sembra che le cose non stiano proprio così, visto quello che abbiamo sentito ieri. O accettano anche quello che diciamo, che noi avremo il nuovo presidente della regione, che sarà sempre della Liga o Liga Veneta, perché a quello che si capisce faranno un listone molto importante, con i nomi di spicco,
oppure andremo da soli? Come risponde Boron? Ma guardi, è chiaro che oggi, diciamo, avviene anche una comunicazione in previsione di quello che sono le elezioni europee, dove è un voto proporzionale, quindi ognuno cerca in qualche modo di affrancarsi per far sì di portare a casa il risultato migliore. Poi per quando si va ad elezioni, che siano regionali o nazionali, dove serve una coalizione, i discorsi cambiano. Poi vedrà che quando sarà il momento tutti si mettono attorno ad un tavolo e cercano di ragionare sul contesto di coalizione. La cosa però che io, insomma, sì, da ex leghista vuol dire buttato fuori, perché io non me ne sono andato, sono stato cacciato via e sono stato mandato via proprio per questo motivo, perché io cercavo di far capire che un partito che aveva svoltato a destra in un modo così forte e deciso e non rappresentava più il territorio, non rappresentava più non solo la militanza al proprio interno, ma non rappresentava più quello che è il tessuto del Veneto, il mondo dell'imprenditoria, gli operai, il contesto sociale veneto, non lo rappresentava perché aveva una visione che era di destra estrema, addirittura scavalcando Fratelli d'Italia, avrebbe ricevuto nel corso del tempo una sonora batosta. Mi pare che ci siamo arrivati, insomma. Ecco. Io poi ho trovato nella mia strada, e su questo lo ringrazio Flavio Tosi, che ci conosciamo da 30 anni, che mi ha proposto di dare una mano a Forza Italia in un contesto di quello che conosciamo di partito liberale, ovvero un partito moderato liberale che in qualche modo si deve confrontare con il territorio nelle sue sfaccettature e portare avanti ciò che fa il bene al Veneto, che fa bene all'Italia. Su questo contesto ci siamo trovati ed oggi, insomma, Forza Italia, in qualche modo, che ha avuto questo percorso negli ultimi mesi di congressuale che ha portato al rinnovo delle cariche, vede in questa progressione nei prossimi mesi sicuramente una crescita. Guardi, io mi aspetto che sicuramente nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, Forza Italia saprà rappresentare una forza politica che avanza la Lega, che va sopra la Lega, perché in qualche modo io sento quando vado in giro questa voglia in qualche modo di essere rappresentati senza estremismi, no? Ma con concretezza. Un imprenditore che si alza la mattina ha bisogno che qualcuno gli dica quali sono le soluzioni ai suoi problemi e non che pensi a quello che è, non so, la candidatura di Vannacci, ecco, parliamoci chiaro, no? Che non c'entra nulla. Cosa ti proponi quando vai nel contesto politico e qual è il tuo programma politico, che ha rappresentato per tanti anni in Veneto con Zaia e che prossimamente dovrà essere rappresentato con un altro candidato, se ovviamente, come sembra, non ci sarà un mandato suppletivo. Ecco, dobbiamo sempre pensare... Che politica mai dire mai, che vige questa frase? Ma certo, mai dire mai, però guardi, sulla questione dei mandati io credo che la fermezza di dare un ricambio sia necessaria, no? Non è possibile che poi alla fine... ma io, guardi, sarei d'accordo anche che all'interno dei partiti ci fossero il limite ai mandati, ma su questo lo aveva detto Salvini tempo fa e poi, come sempre, ha cambiato idea. Ecco, ma dobbiamo confrontarci con quello che è, guardi, un periodo difficilissimo. Forse il maestro che ha in studio... se ha avuto modo per iniziare l'attività di andare in banca a chiedere un finanziamento o per fare il mutuo per comprarsi la casa, sa cosa vuol dire, cosa sta pesando nelle attività produttive, nelle famiglie, l'aumento dei tassi di interesse. Ecco, c'è bisogno di una forza politica come Forza Italia, che è rappresentativa del Partito Popolare Europeo, che è il maggior partito in Europa, dove l'onorevole Tajani è il vicepresidente. C'è bisogno di una forza così, che vada in Europa a battere i pugni e che dica che la politica economica dell'Europa non può essere quella di far guadagnare fior di quattrini alle banche, ma che bisogna dare sviluppo al territorio, riuscendo a dare finanziabilità alle famiglie e alle imprese con tassi che siano equilibrati e non da, mi scusi la parola, ma quasi da strozzinaggio certe volte, no? Qui abbiamo le banche che, e guardi, i giornali lo hanno rappresentato in questi periodi, stanno facendo gli utili maggiori di tutta la loro storia.
gli utili maggiori di tutta la loro storia. Sì, ma ed la è chiaro politica non interviene purtroppo, Boron, da sempre, non interviene. No, ma la politica economica si fa in Europa. Da sempre, perché... Boron, da sempre la politica veramente con le banche concede sempre tutto e di più, e poi come questi ragazzi che hanno bisogno di essere supportati vanno a chiedere un prestito, se non hanno alle spalle delle firme autorevoli, ciao. Allora andiamo a vedere e sentire cosa dice invece Zabeo sulla sicurezza del lavoro, e ne parliamo col maestro Colmellere. Andiamo a sentire. Cadute di lavoratori dall'alto, cadute di oggetti e carichi, perdita di controllo dei mezzi. Dopo il Covid, i morti sul lavoro nei cantieri veneti sono tornati a crescere. L'anno scorso, a livello nazionale, i decessi sono stati 1041 e dopo i 172 della Lombardia ci sono i 101 infortuni mortali del Veneto. Anche alla luce di quanto accaduto a Firenze, secondo l'ufficio studi della CGA di Mestre, è verosimile ritenere che lavoratori in cantiere per realizzare impianti elettrici, idraulici e di altro genere si trovino a volte anche ad eseguire mansioni di natura strettamente edile, senza disporre del corretto inquadramento contrattuale. Una tendenza che consentirebbe alle imprese di risparmiare sul costo del lavoro. In Veneto questa tendenza non sembra molto diffusa e si avverte solo in provincia di Venezia e di Verona. In pratica chi si infortuna o muore all'interno di un cantiere è sempre più spesso un lavoratore a cui non si applica il contratto dell'edilizia, ma quello dei metalmeccanici. Questi ultimi sono lavoratori che, a differenza dei colleghi degli edili, non sono obbligati a sostenere un'adeguata formazione sulle misure di prevenzione da tenere in questi luoghi, soprattutto in quelli dove c'è la compresenza di più imprese. I dati disponibili non consentono di sapere quante imprese edili in Veneto applichino il contratto metalmeccanico anziché quello edile, ma secondo la CGA appare evidente che nei cantieri accedano comunque troppi addetti che non hanno ricevuto un'adeguata formazione in materia di sicurezza sul lavoro. È necessario monitorare attentamente questo fenomeno, sia per evitare nuove tragedie, sia per non consentire alle imprese scorrette di ricorrere a questo escamotage per risparmiare sul costo del lavoro. Allora riguardiamo anche la locandina che riguarda la famiglia Battistetti, Mattia, questo ragazzo di 23 anni, Pietro, che non c'è più. Questa famiglia che in questo momento è in tribunale, come dicevo prima, per cercare di avere giustizia, con tante persone che la supportano, associazioni, ma anche semplici cittadini. Ecco, l'importanza è anche un abbraccio alla famiglia Battistetti da parte nostra, veramente grande. Ecco, l'importanza della sicurezza del lavoro. Ecco, sentite di questi morti, di questi infortuni, numeri pazzeschi. Ecco, come le vedi tu la sicurezza nel lavoro? Ma l'osservazione nella sicurezza in ogni giorno è fondamentale. Più che altro si lavora sempre con attrezzi che sono sempre di più, sì, sono pericolosi, e è un attimo la distrazione. Adesso siamo sempre molto di più di fretta, di corsa, non abbiamo più il modo di pensare molto più profondo, essere concentrati. Esatto, e quindi la distrazione è un attimo. Ma secondo te le aziende dovrebbero investire di più nella sicurezza? Perché abbiamo sentito anche in base ai controlli, dopo lo chiederò anche a Borò, non è che siamo messi così bene, ma d'altra parte lo Spisa ha quello che ha, i numeri che ha, ma dovrebbero veramente investire. Ecco, questi sono investimenti importanti per la società, la comunità. Cosa dici, Pietro? Ma sicuramente, dopo che ci siano le sicurezze, adesso ce ne sono. Gli accorgimenti purtroppo ci sono dappertutto, quindi l'imprevisto può succedere, ecco. E bisogna stare attenti. Bisogna stare attenti. Allora sentiamo Boron come commenta questi numeri, questi morti, questi infortuni, ma soprattutto investire nell'impresa, prego. Guardi, il tema della sicurezza sul lavoro è un tema difficilissimo e soprattutto di attualità, visto anche quello che è successo a Firenze pochi giorni fa. È un tema che coinvolge sicuramente il mondo imprenditoriale, il mondo lavorativo nelle misure di contrasto e soprattutto nelle misure anche di sicurezza all'interno alle imprese e alle attività. C'è da chiedersi però troppo spesso se quando si fanno i controlli, questi vengono fatti per andare a vedere se
c'è sicurezza applicata nell'ambito lavorativo o se vengono fatti per fare cassa. E mi spiego in modo che non sia frainteso. Io nel passato ho avuto modo di vedere contravvenzioni del sistema del controllo e delle verifiche della spesa su attività che andavano a multare la mancanza, ad esempio, del pedale sul lavandino. No, sul lavandino invece di avere il pedale avevano ancora il rubinetto, o andavano a multare perché la cassetta pronto soccorso era scaduta e non era stata ricomprata nuova. Quando magari vai nei cantieri e trovi imprese, e guardi che io tempo fa addirittura ne segnalai una a Padova, un'impresa che stava lavorando fuori norma, e non ho visto nessuno uscire per la verifica e l'ho segnalata personalmente. Quindi ecco, quando si fa il controllo sulla sicurezza lo si deve fare in maniera forte, con fermezza, ma lo si deve fare anche in quei contesti dove si sa che c'è il rischio soprattutto i grandi cantieri, i grandi appalti, dove ci sono grandi subappalti, dove troppo spesso magari questi subappalti vengono assegnati con dei ribassi incredibili e quindi non giustificano nemmeno le spese per la sicurezza, perché un discorso è quello che si scrive su una carta quando si dichiara, un discorso è quello che si effettua materialmente poi nel cantiere. E magari qualche ispettore, invece di andare a controllare la cassetta di pronto soccorso scaduta o il pedale che manca, affibbiando 1.200 euro di multa, magari va a controllare qualche cantiere dove il pericolo si sa che è molto più elevato. Ecco, io la penso così. Molto chiaro. Allora io ringrazio, perché il tempo è finito, Pietro Colmellere, maestro e scultore del legno, di essere stato con noi. Abbiamo conosciuto un altro bravo ragazzo, ma ve ne farò conoscere tanti altri, grazie anche a Tommaso Razzolini che ha conosciuto questi ragazzi e a sua volta abbiamo fatto questo passaparola. Grazie anche a Fabrizio Boron, collegato con noi da Padova, consigliere regionale Forza Italia. Grazie, buon lavoro a tutti voi. Grazie. Grazie mille. Grazie. Ringrazio l'avvocato Fabio Capraro, coautore anche del libro Etilometri sui lati oscuri. Avete capito perché l'ho invitato questa mattina, che presenterà anche il libro, ma per parlare appunto di questo bere, di questi ragazzi, la droga, chi ne ha più ne mette, strade insicure. Ma saluto anche Lisa Tomasella, che è collegata con noi da Codognè, sindaco di Codognè, primo mandato centrodestra. Grazie anche a lei, sindaca, di essere qui con noi. Allora, buongiorno da lei, sindaca. Veramente queste strade pericolose, questi morti, giovani che non ritorneranno più, non c'è la certezza della pena. Nordio ha detto che non ci sarà neanche l'omicidio, ecco, per la morte sul lavoro, ma questi genitori veramente che hanno perso i loro figli, cioè 2 morti, 7 anni, poi lo chiederemo anche all'avvocato, cioè ma questa è giustizia? Ecco, voi siete poi il punto di riferimento, perché siete i primi poi ad arrivare su queste case, a cercare di portare conforto. Ma quale conforto? Abbiamo delle infrastrutture, guardate, anche ieri io ho detto ma qui parlano del ponte di Messina, ma hanno fatto un giretto. Cosa dice, sindaca? Prego. Io da mamma dico che è una preoccupazione che abbiamo tutti, soprattutto noi che abbiamo un ruolo amministrativo. L'impegno è costante e non basta la vicinanza alle famiglie nel momento in cui purtroppo questa tragedia colpisce i genitori. Ci vuole veramente un cambio radicale di cultura, ma io dico, come dicevi tu, anche di normativa, perché i nostri giovani sono il nostro futuro. Questa è una mattanza. Non è possibile che ogni weekend, il lunedì, il sabato e il martedì c'è un bollettino di guerra. Dobbiamo veramente, ma tutti insieme, cambiare questo bollettino nero delle nostre strade. Allora, avvocato Capraro, io sono mesi che dico, io non do la colpa alle strade, e mi ha dato ragione anche il già procuratore Fogliadelli, che abbiamo avuto ospite diverse volte, che è la velocità o la superficialità nella guida. Ecco, vediamo che durante la guida, ricevo anche leggono il giornale, il telefonino non ne parliamo, anche se adesso hanno incrementato, ma non mi sembra che sia pene così severe, ritiro della patente per 15 giorni, pensa a te. Ecco, ma soprattutto, ecco, questa superficialità quando uno si mette alla guida. E qui
coinvolgo tutti, biciclette, motorini, motociclette, pedoni, cioè ognuno esce di casa, avvocato Capraro, e si fa le proprie regole. Tanto chi se ne frega, tanto cosa mi fanno? Qual è il problema? Prego, avvocato Capraro. Beh, intanto volevo fare un discorso preliminare. Non capisco come mai non si possa imporre che in tutte le vetture ci sia la possibilità di avere la chiamata telefonica, l'impianto di blocco, se vai... Esattamente, e anche per la telefonata, cioè a livello industriale, quando tutte le vetture hanno il programma per poter parlare direttamente senza dover adoperare il cellulare, penso che a livello industriale non costerebbe nulla, per esempio. Ecco. Poi per il resto io dico sì, è vero, purtroppo siamo nel caos e io sostengo che la prevenzione va fatta con gli agenti sulla strada. Non con queste macchinette, autovelox, telelaser e via dicendo, mettendo agenti sulla strada che a un certo punto sono la migliore forma di prevenzione contro questo tipo di infortuni, di questo tipo di incidenti. Più dopo una maggior cura anche delle strade, perché vedo che le strade, insomma, si parla tanto di Roma, le buche a Roma, ma io le buche le trovo un po' dappertutto, parliamoci chiari. Sindaca, come commenta? Prego. Allora, sul fatto di avere più forze dell'ordine, più polizia locale sul territorio, questo aiuterebbe tantissimo. È che noi come comuni, ad esempio, siamo molto ridotti come personale per quanto riguarda la polizia locale. E c'è un altro problema. Da anni noi amministratori chiediamo al governo di poter modificare quei limiti che riguardano la possibilità di assumere personale pubblico. Noi assistiamo quotidianamente ai nostri ministeri dove in continuo ci sono concorsi per l'assunzione di personale, mentre noi nel pubblico possiamo solo assumere quando ci sono tot persone che vanno in pensione e oltretutto non riusciamo nemmeno a fare il passaggio delle consegne. Se ci fosse invece una riduzione nel senso di aprire al fatto che gli enti locali possono assumere un pochino di più, sicuramente una delle priorità sarebbe quello di assumere agenti della polizia locale, perché è un deterrente, ma anche per fare lezioni a scuola con i nostri ragazzi, ma anche partendo dagli asili, secondo me, dalle scuole materne, e insegnare loro quali sono le regole per una buona convivenza del nostro territorio. Questo aiuterebbe tanto, ma in questo momento abbiamo tutte le mani legate da questo punto di vista. Altre forze dell'ordine come carabinieri, polizia, anche qui il personale è ridotto, per cui stiamo cercando di fare tutti il meglio che possiamo, ma secondo me il problema è proprio questo, cioè permettere almeno agli enti locali di aumentare il loro organico di risorse umane, quindi poter assumere. Questo darebbe veramente una mano, facendo sia prevenzione che anche presenza sul territorio. Però, avvocato Capraro, io ho un dubbio, volevo proprio parlarne con lei e anche con la sindaca Tomasella questa mattina. Noi vediamo quando ci sono partite di calcio importanti e pericolose, sì, oppure degli scioperi, anche l'ultimo che avete visto, noi abbiamo dei numeri di forze dell'ordine importantissimo. Certo. Oppure quando arriva anche un politico. Ecco l'altro tasto, allora, le scorte. Scusi, avvocato. Non è il caso, visto che la sindaca ha parlato proprio di mattanza di numeri che abbiamo, di impiegare, cioè non è che abbiamo uno sciopero ogni giorno, non è che abbiamo una partita di calcio ogni giorno, oppure un politico importante che arriva tutti i giorni. Cioè, è possibile che non possiamo impiegare queste forze, visto che c'è la necessità in questo territorio di mettere fine a questa mattanza, oppure cercare di diminuirla? Ma perché li abbiamo noi? Cioè, i numeri quando vogliono ci sono e li trovano. Quando servono a noi non ci sono mai. Prego, avvocato. No, sono d'accordo con lei. Infatti a me risulta che l'Italia è uno dei paesi che ha il maggior numero di agenti delle forze dell'ordine in rapporto alla popolazione. Ecco. No, lo ripeta, avvocato, perché non è che lo sentiamo questo, prego. Lo ripeta, avvocato Capraro. L'Italia ha Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Polizia Ferroviaria, quindi siamo uno dei paesi dove c'è il maggior numero di agenti di polizia rispetto alla popolazione. Ecco, poi è chiaro che se ogni politico gira chi con 10, chi con 20 agenti, e teniamo conto che io ho visto dei politici che hanno magari 4-5 agenti, quando ne hanno 4-5 c'è il cambio ogni 8 ore, quindi ne impiegano 15, 20. C'è gente, politici che hanno la copertura sia presso le abitazioni sia mentre loro viaggiano. Ecco. Quindi è chiaro, abbiamo un esercito di
agenti di polizia che sono sottratti chiaramente a altri servizi. Ecco, questo è un dato di fatto, quindi un miglior utilizzo degli agenti che abbiamo sarebbe la prima cosa da fare. Allora sentiamo la sindaca, visto che ha detto noi non abbiamo la possibilità di assumere, però si possono impiegare, visto che sono assunti e sono pagati, queste persone, cercando anche di capire cosa sono queste scorte, perché io vedo delle volte, ma questo perché la scorta? Cioè, ma chi sei questo? Che si gira per le città non lo riconoscono neanche. Per tanti politici. Sì, pagato da noi però, avvocato, certo. Calma. Prego sindaca. Ecco, qui c'è un altro problema, nel senso che queste forze dell'ordine non rispondono a noi sindaci, ma rispondono al questore e al prefetto. E io personalmente ho fatto diverse istanze, ho posto diverse istanze al nostro prefetto, ma anche ad esempio per il caso dei furti nelle abitazioni, quindi questi furti che si verificano in sequenza durante la primavera, l'inverno, l'autunno. Io ho fatto istanza al prefetto chiedendo appunto di poter avere anche l'esercito sul territorio, perché ormai è il segreto di Pulcinella, sappiamo tutti da dove arrivano queste persone che ci entrano in casa. Io ho anche suggerito delle ipotesi per poter in qualche maniera andare a intervenire su questo fenomeno, che è quello di coinvolgere anche le cooperative che trattano questo genere di persone che poi noi ci troviamo in agricoltura a fare i lavori agricoli. Ma il prefetto purtroppo non ha mai dato seguito a questo. L'unica cosa che io ho potuto fare come sindaco, che è l'unica leva che ho, è quello di aver tirato per i capelli una norma, che è quella che è la norma che regolarizza le presenze turistiche sul territorio. L'ho tirata per i capelli, ho scritto io di mia spunta con il mio comandante della polizia locale alle cooperative che so che prendono in affitto dei locali sul mio comune, e ho chiesto loro di segnalarmi tempestivamente le locazioni, quindi le presenze con almeno corredate di un documento di carta d'identità, un passaporto, quello che sia, per poter essere avvisati di chi loro inseriscono in queste strutture. Questo però vuol dire prendere la norma per i capelli, l'unica leva che io come sindaco posso fare, ma non ho visto un militare, un personale dell'esercito, nessuno sul mio comune per far fronte alla piaga dei furti in casa. Penso che questo ragionamento possa essere applicato analogamente al problema degli incidenti e di tutta questa gioventù che trova il fine vita sulla strada. Se noi riuscissimo ad avere la possibilità di utilizzare queste persone, soldati, l'esercito nostro è ben fornito come dicevate voi, però purtroppo quello che noi possiamo fare sindaci in questo momento è chiedere alla prefettura e alla questura di poter avere l'impiego di queste risorse, perché fanno capo alle istituzioni, non a noi purtroppo. Però noi sindaca, mi scusi se le dico questo, voi avete fatto anche l'unione dei sindaci, ma non è che siete un po' troppo tiepidi? Perché mi viene anche sto dubbio, perché siete una forza, voi avete la forza dei numeri che sono i cittadini, ma volete capire che avete una forza enorme alle spalle e dovete battere i pugni più forti, perché qua c'è la sicurezza della comunità, della società, voi non vi state inventando che volete soldi per fare non so cosa, voi state cercando di far capire che c'è un'emergenza nella società civile, la gente ha paura di uscire di casa per 4 bulletti, sindaca, perché poi sono pochissimi rispetto a quelli che tengono in pugno le forze dell'ordine, i sindaci. Ma stiamo scherzando? Il controllo del vicinato fatto dai cittadini che pagano le tasse, ma siamo fuori di testa ormai. Avvocato, cosa dice? No, io voglio dire, basta guardare nella storia. Nel passato, nell'antichità, durante la pace i soggetti facevano la polizia interna, quando c'era la guerra indossavano la divisa e andavano in guerra, quindi lo stesso materiale umano era utilizzato in periodo di pace per polizia interna, in periodo di guerra come militari, quindi nulla impedirebbe da un certo punto di vista di utilizzarli. Allora perché secondo lei? Piuttosto che tenerli nelle caserme. Ma perché non lo fanno? Ma io mi domando, è un discorso politico, ma in buon senso, è un discorso politico, perché alcuni politici dicono che sia poco simpatico vedere... O dittatura, non c'è più libertà, non c'è più democrazia. È la democrazia che ti arrivino in casa in qualsiasi momento e non puoi neanche difenderti. Esattamente. Sebastiano da Abano, vai Sebastiano. Buongiorno signora Mirella, buongiorno. Lei e ospite. Buongiorno, qua io sento dire parecchie volte che servono le forze dell'ordine. Ma guardate che noi ne abbiamo tante forze dell'ordine.
Noi ci vuole che i giudici devono fare applicare le leggi, perché è inutile che io vada a rubare, dopo 2 ore sono di nuovo libero, quindi di nuovo vado a rubare, tanto la legge me lo permette. Quindi è inutile, ci vogliono che quando tu prendi uno che ruba o che violenta delle donne o che fa dei reati gravi, lo prendi, lo butti in galera e butti anche le chiavi, perché ora c'è la polemica della sinistra che i poliziotti a Pisa hanno usato i manganelli. Ragazzi miei, finalmente si stanno svegliando le forze dell'ordine, perché quando questi prendono e picchiano alle forze dell'ordine tutto va bene, ma scusate, ma dove siamo andati a finire? Che le forze dell'ordine devono soltanto subire perché quelli sono figli di papà e non gli possono fare niente? Ma stiamo scherzando? C'era una della sinistra, non mi ricordo una politica, che dove ha detto, dice qua siamo tornati a Pisa come Genova. Ragazzi miei, Genova non ha messo guerra del fuoco le forze dell'ordine, l'hanno messo i manifestanti guerra del fuoco a Genova. Ricordate quando quello le ha preso l'estintore e glielo stava tirando ai carabinieri? I carabinieri giustamente si è difeso. Ragazzi miei, se a me mi arriva uno con l'estintore che me lo sta per lanciare addosso, sono un carabiniere, ma secondo lei io mi faccio lanciare di cosa l'estintore? E non male che gli sparo, ragazzi miei, quella è stata legittima difesa, ma intanto tuttora c'è la sinistra che difende a quel ragazzo che è morto. Ragazzi miei, se quello non andava con l'estintore non moriva. Ragazzi miei, inutile che ci giriamo intorno, che stiamo veramente condannando sempre le forze dell'ordine. Noi abbiamo delle forze dell'ordine che ci rinvidiano tutto il mondo perché sono bravi a fare l'indagine, però dopo si interrompe quando c'è il giudice che li lascia liberi. Quindi a che cosa servono le forze dell'ordine? A che cosa servono? Per figura, per fare il gioco là dei poliziotti. Date pieni poteri alle forze dell'ordine, certo pieni poteri non intendo che le forze dell'ordine devono fare quello che vogliono, però neanche mi puoi mettere un poliziotto che deve prendere scuti, deve prendere aggressione e non si può difendere. Ragazzi miei, per fortuna qualche poliziotto si sta svegliando, ragazzi, mi dispiace dirlo, ma questi non ce ne può più di gente che va nelle piazze, sputa le forze dell'ordine, fa quello che vuole e noi che stiamo a difendere questa gente lì. Ragazzi miei, svegliatevi, bravi poliziotti, io sono sempre dalla parte delle forze dell'ordine e mando saluti a tutte le forze dell'ordine italiane. Allora abbiamo un avvocato che risponde, devo correre purtroppo perché il tempo è tiranno, voi avete sentito anche i miei ospiti quanta vogliono di parlare a casa, bisogna lasciarli anche parlare, certo, dopo ognuno fa le proprie riflessioni, però è giusto dare anche la parola e poi ognuno la vede alla propria maniera, però ci sono anche dei però e fare dei distinguo sulla telefonata di Sebastiano. Prego, sì, avvocato Capraro. Effettivamente è vero anche quello che dice il cittadino qui, è vero, certe volte arrivano dei messaggi errati anche dalla magistratura, certe volte abbiamo delle situazioni abbastanza imbarazzanti, però poi i problemi sono molto rilevanti, perché giustamente diceva il sindaco, loro non hanno più un grande potere e quindi sono limitati nelle assunzioni. E poi alla base c'è sempre un discorso di natura politica, ecco, anche qui le forze dell'ordine è chiaro che sono limitate, se magari uno si trova, ci sono stati dei casi in cui agenti di polizia sono intervenuti e poi si sono trovati sul banco degli imputati, è chiaro che la volta dopo magari la gente è più restiva a intervenire. Sono grossi problemi che a livello nazionale, questi qui, che non possono essere affrontati certo a livello locale. Ci vorrebbe una maggiore organizzazione nell'utilizzo delle forze dell'ordine, ridurre le scorte, dare le scorte solo a chi effettivamente ne ha bisogno e non nelle quantità che vedo io, vedo qua. Incredibile veramente, ha nel fatto Veneto bene a ricordarlo. Sindaca, si ricordi di dirlo a qualcuno a lei molto vicino, chissà che non arrivi qualcosa anche a Roma, visto che Roma è così lontana ma fra poco è anche vicina, adesso vedremo questa mattina cosa succederà in Sardegna, perché sì, là sarà veramente un punto di domanda per tutto il resto delle elezioni e del governo. Allora abbiamo Luciano da Desenzano. Ciao Luciano.
Sì, buongiorno Mirella, buongiorno agli ospiti. Completamente d'accordo con Sebastiano. Dopo ti racconto una storia, ma scusate, a Genova, io Mirella, a Genova avevo 3 amici di Rifondazione Comunista, bravissime persone, quarantenni, avevano circa 40 anni. E questi cosa mi hanno detto? Abbiamo visto, cominciavano a prendere su i blocchetti, aiutami, di Porfido e lanciarli contro la polizia. Non è la polizia che comincia a manganellare, sono sempre i delinquenti, tra parentesi. 2, adesso ti racconto una storiella. Io vado sulla Rocca di Manerba, qua abitavo con la mia amica, vedo una Prisma verde, ti dico la marca, Lancia Prisma verde, con su due ragazzi. Chiamo i vigili subito perché ho capito subito che era lì a rubare le borse. Sto lì 10 minuti e poi mi sono andato. Un anno dopo, Mirella, sono 15 chilometri, ci sono quei laghetti antichi dove vanno a pescare. In una curva, questa macchina, questi 2 dopo un anno quasi mi vengono addosso perché stavano scappando, avevano appena rubato. Non c'è controllo. L'ultima, la polizia purtroppo, lo diceva già per Paolo Pasolini, che era comunista, i poliziotti sono figli del popolo, sono figli di contadini del sud. Quando hanno fatto, l'ultima Mirella, quando hanno fatto tanti anni fa la Lega una manifestazione a Roma, il governo gli ha chiesto 40.000 euro in banca perché si facevano i danni. Facciano così anche con gli altri. Vi saluto, buongiorno a tutti. Buongiorno. Abbiamo sentito le riflessioni di Luciano, prego Sindaca Tomasella. Allora, sono d'accordo con voi che è una questione politica e adesso magari farò anche un po' la boutade, però io sono un po' stanca di questo politicamente corretto, no? che si usa a dire, ci si riempie la bocca, bisogna comunque conciliare, bisogna mediare. No, sono d'accordo con voi, qui bisogna prendere una posizione importante, una posizione che è a favore o a contro determinati fenomeni, non si può più mediare, siamo già arrivati, io credo, ormai alla tracimazione del vaso. C'è un'altra cosa che voi prima sollevavate, i sindaci sono tanti e hanno il potere in mano. Sì, c'è anche ANCI che ci rappresenta, una delle varie associazioni che rappresentano i comuni e quindi le amministrazioni locali, però io ho il dente avvelenato invece con i sindaci che nel momento in cui sono chiamati a fare squadra per decidere se sì o se no su un determinato intervento in merito a un fenomeno o l'altro, si astengono. Cioè, io non sopporto questa cosa. Come ci si astiene? Ripeto, si deve prendere una posizione. Siamo Cominciate a fare anche i nomi che sentiamo anche noi di questi sindaci che si astengono, perché se ve la giocate in casa è questo che io dico sempre. Sindaca, mi ascolti bene, non c'è trasparenza. Io ho la fortuna di condurre questa trasmissione, da casa arrivano tantissime telefonate, abbiamo un'audience incredibile, perché qui vengono delle persone che raccontano delle storie o quello che succede o quello che si potrebbe fare o non fare che nessuno sa. Ma come? Abbiamo sentito anche prima dei numeri che hanno dato. Chi è che li sapeva questi numeri? Nessuno, perché non c'è trasparenza in politica, non c'è comunicazione, cioè il cittadino non è al corrente di quello che succede. Se forse fosse più al corrente, forse vi aiuterebbe anche di più. Sindaco, cosa dice lei? Diciamo che a volte anche noi amministratori non siamo aggiornati su quello che succede a livello nazionale. E soprattutto anche per quando di solito fanno delle manovre che sono pesantissime per noi comuni, quindi ci vengono calate dall'altro. Di solito queste manovre quando è che le fanno? Tra il 30 e il 31 dicembre. Quando? A me verrebbe da dire, signori, o in agosto, bravo, o in agosto, a Ferragosto, calma, a Ferragosto. È l'ideale, sì, esattamente. E a me verrebbe da dire, signori che siete al governo, cioè prendetevi delle vacanze e andate, perché non è possibile che noi dal 1° di gennaio ci troviamo un disastro da dover gestire, perché poi noi siamo l'ultimo anello della catena, cioè aspetta a noi poi trovare il modo per applicare la follia, perché sono follie quelle che ci arrivano dal governo.
e arrivano sempre nei momenti meno opportuni. Adesso sicuramente siamo, per buona parte di noi amministratori della provincia di Treviso, siamo agli sgoccioli, perché questa è la tornata elettorale dove molti di noi andranno al voto, e io mi aspetto stravolgimenti governativi statali negli ultimi mesi, quando noi non possiamo più intervenire in maniera massiccia sull'amministrazione perché siamo nel cosiddetto periodo bianco. Però chissà perché tutte queste cose che, come dite voi, non sono trasparenti, che passano in norme che si chiamano, in decreti che si chiamano mille proroghe, ma cioè, ma perché? Ma scusatemi, cioè, loro è come un panino farcito a un certo punto, loro ficcano dentro di tutto in queste mille proroghe, nessuno sa niente, e poi tocca a noi sviscerare e trovare una soluzione a questo disastro che ci arriva in mano. Guardate che lo sta dicendo Lisa Tomasella, sindaco di Condogné, primo mandato centrodestra, specifichiamo bene. Sta rischiando, sta rischiando. No, ma io come avvocato io dico. I cittadini che la proteggono, è forte la ma a livello sindaca. di partito sta rischiando. Ecco, devo dirlo come avvocato, è doveroso. Luigi da Verona, vai Luigi. Oh carissima, finalmente ho avuto un miracolo di poter parlare. Vai Luigi. Allora, Nicola Berghi è una bellissima roba. Allora, a mio figlio che porta via la macchina, senti questa qua, le 10 anni è il nostro presidente che è famoso, che io l'ho sempre votato e tutta la mia razza ha sempre votato la Lega. Senti che roba, 10 anni che manda i bolli della macchina che ha rubato. Cosa la mettiamo? Perché è proprietario ancora? Stai lì Luigi un attimo, prego avvocato, cosa dice allora, Luigi? Volevo spiegare, sì, una volta il bollo doveva essere pagato da chi utilizzava la macchina, quindi se io tenevo la macchina in garage non pagavo bollo. Poi a un certo punto, evidentemente a Roma hanno fatto due calcoli e hanno detto è preferibile far pagare la proprietà, in modo che se uno anche tiene la macchina in garage, il bollo deve pagarlo lo stesso. In questo caso qua la macchina è stata rubata, però formalmente è ancora intestata a suo figlio e quindi giustamente la regione le chiede il bollo, se no dovrebbe andare da un avvocato a fare tutta una procedura giudiziaria che le costa. Allora, mi scusa una roba. Prego Luigi. Mi scusa una roba, allora mi vado all'avvocato, spendo 10.000 euro, giusto? Magari 10.000 no, però spendere dei soldi, deve fare una causa, deve provare che non è più il proprietario del mezzo perché ha perso il possesso. Guardi, cosa vuole che le dica? Queste sono le leggi. Grazie Luigi, molto chiaro Luigi, questi sono i problemi che assillano perché veramente, cioè non è che devi andare sempre dall'avvocato, anche perché non sei proprio gratis, no, avvocato, anche perché, la verità. Anche perché l'avvocato deve pagarsi. Esatto, perciò. Costa una causa, si pagano i soldi allo Stato per fare una causa, però non è che la causa è gratis. Senta avvocato Caprà, ma non è che questo cittadino sia un po' con le spalle al muro, nel senso come fa a difendersi? Ma come fa a difendersi? Perché la gente non va più a votare? Bisognerebbe che qualcuno a Roma se lo chiedesse. Il partito di maggioranza ormai in Italia è quello di astenuti e sarà sempre peggio, come avviene in molti altri paesi. Quando c'è un distacco fra chi governa e i cittadini, la conseguenza è questa. Uno non rinuncia più a farsi la gita al mare in montagna per andare a votare. Perché? Che senso ha? Poi mi pare che ci sia anche il blocco, mi pare, no? Sì. Sono i partiti che decidono. Sì. E quindi è una democrazia un po'... Anche perché ci hanno tolto anche le preferenze, perché le abbiamo a livello comunale, ma anche là è tutto da discutere. Infatti mi fa ridere, dicono, vogliamo che possiate votare il capo del governo, ma fammi votare il mio parlamentare locale intanto. Che sarebbe già una bella cosa. Invece i segretari di partito vogliono il controllo di tutta la situazione. Ecco, non è, sindaca Tomasella, che queste segreterie avrebbero bisogno anche di un rinnovo, come abbiamo detto prima, forse rinnovare, diceva Boron, abbiamo avuto prima anche i partiti e le segreterie non sarebbe male per dare la possibilità magari a forze nuove, stimoli nuovi del cambiamento. Guardi che la sta esponendo però. Sì, la sto esponendo, ma io so che Elisa Tomasella non ha paura di rispondere, se no non l'avrei neanche invitata. Io invito le persone che hanno anche il coraggio di rispondere. Sì, ma è giusto anche che sia un po' prudente, perché io la consiglio questo. Allora sentiamo, sindaca, è prudente, non è prudente, ha piacere di rispondere, cosa dice?
Allora, ultimamente mi stanno definendo la Giovanna d'Arco. Nel senso che allora non parlo. Grande Tomasella! Non credo di avere la coda di paglia, anzi io mi sento un amministratore e sono qui a prescindere dagli orientamenti politici per fare il bene della mia comunità. Questo non vuol dire che fare il bene della comunità e aderire a un partito non vuol dire obbedire il cosiddetto yes man a prescindere da tutto. Se ci sono cose che non funzionano, io credo che anche per il bene e per la salute del partito vanno dette, vanno dichiarate, perché bisogna trovare una soluzione. Io non sono un genere di persona che accetta tutto a prescindere. Sono a fine mandato, penso che ormai la mia ora sia scoccata, ve lo dico anche francamente. E, sì, sono d'accordo con voi, c'è bisogno di rinnovare, di dare aria nuova alle segreterie, ai partiti, ma c'è bisogno soprattutto di credere maggiormente nelle persone che rappresentano la dignità della politica. Basta con gli amici degli amici degli amici, perché noi stiamo perdendo e abbiamo perso, dal mio punto di vista, nelle passate anche tornate elettorali, amministratori capaci, persone ragionevoli con cui si può instaurare un dialogo e si può veramente fare la differenza, non solo per ogni singola comunità, ma a livello provinciale e regionale. Se continuiamo, dal mio punto di vista, con questo mood, con questa, come dire, questo iter di cercare sempre gli amici degli amici, i famosi yes men, io credo che arriveremo veramente a impoverire non solo il territorio, ma anche proprio il significato della politica. Quindi io non ho paura di parlare. A me le cose come stanno andando in questo momento non mi piacciono, francamente. Vedo tempi abbastanza bui, ma proprio perché stiamo perdendo, dal mio punto di vista, persone che sono veramente capaci di fare la differenza, perché hanno a cuore realmente il benessere della comunità che rappresentano. Grazie veramente Sindaca Tomasella, sa che io sono con lei, con tutte le persone che hanno il coraggio anche a metterci la faccia, a dire che le cose non vanno bene, perché il famoso Mino Vo combatta, il silenzio ci ha ucciso, è stato quello che ha ucciso il grande Enrico Nordesta. È questo perché eravamo i primi in assoluto, in qualsiasi settore, è fatto da veramente persone con la quinta elementare, capitani d'industria, avevamo degli artigiani che tutti ci invidiavano, avevamo i più bei centri storici del mondo che i turisti venivano, hanno eliminato tutto, la sanità è a pezzi, la scuola è a pezzi, è tutto a pezzi, il mondo dei giovani a pezzi, il mondo dei diversamente giovani a pezzi. Abbiamo sentito il presidente dell'RSA del Veneto cosa ha detto sabato: guardate che qua sta saltando il tappo, è un'emergenza, devono investire su queste figure, devono investire su queste professioni, c'è una popolazione che sta diventando sempre più vecchia e non ci sono risorse, non ci ascoltano. Avvocato, ma allora cosa deve fare una persona? Perché io ho sentito telefonate di persone che hanno a casa questi anziani e non riescono più a lavorare, cioè stanno diventando matti. Lo so. Proprio, ripeto, è un problema di natura prettamente politica. Io mi auguro che diventi ministro il sindaco e così magari abbiamo una ventata di novità. Il problema è molto grave, quindi non so, non vedo... La politica non sente. No, non sento, non vedo, non parlo, sì, così. Esattamente. Tanto è vero che quando si intervistano i politici parlamentari, specialmente, hanno sempre il telefonino che non c'è nessuno dall'altra parte, ve lo dico io, ma così non riescono, evitano di rispondere. Allora, avvocato, vediamo anche questo libro che lei ha portato e il perché di questo libro, prego. Questo libro, appunto, L'etilometro sui lati oscuri, è un libro che affronta appunto l'utilizzo di questo strumento, che è uno strumento che nasce a fini buoni, diciamo, per giustamente verificare che l'automobilista sia rispettoso delle norme e non abbia assunto sostanze alcoliche in maniera rilevante. E dopo aver spiegato tutti i problemi che sono legati all'utilizzo dell'alcol o anche della sostanza stupefacente, poi prende in esame lo strumento e fa osservare che se lo strumento, per essere utilizzato in maniera legittima, deve essere tenuto in una certa maniera. Purtroppo, un'esperienza giudiziaria che ho, mi capita qualche volta di trovare degli strumenti che magari hanno 20 anni, che non hanno mai visto un ricambio. Io faccio sempre un esempio nei processi, dico: è come mettere un televisore, metterlo sulla strada,
e vedere se 2 giorni dopo funziona, pioggia, vento. Quindi io dico, va bene l'utilizzo del tilometro, però bisogna che lo strumento... Ma che sia a norma e che sia valido. Esatto, altrimenti c'è il rischio che l'ubriaco non viene riscontrato ubriaco e l'astemio magari cose che è già successo. Avete capito? Ce l'ho come immagine, però se non ve lo faccio funzionare è meglio perché è sorpassato. Abbiamo Renato da Chioggia. Ciao Renato. Buongiorno signora, buongiorno. Complimenti sempre per la sua meravigliosa trasmissione. Grazie. Che a mio avviso sarebbe da mettere al posto di Sanremo. Pensa lei cosa penso di Ecco, mi riallaccio al discorso degli anziani e complimenti ai suoi ospiti che sono sempre molto preparati, anche la signora molto preparata. E niente, siamo sempre al solito discorso, signora, ci vuole l'autonomia, io do i soldi a te, io te l'ho dati a te e tu devi spenderli, ma dove sono andati a finire? No, te l'ho dati a te, allora vieni con me e ti porto dentro, perché devono andare in galera. Chi non fa la filiera dei soldi e non si trovano deve andare in galera. Senta che parola, galera. Ecco, poi mi allaccio il discorso degli anziani. Io la rivolto sulle poche nascite, che se lei guarda bene è la stessa cosa, giusto? Giovanotti, due giovani fanno un figlio, lavorano tutti e due, fanno un figlio mutuo, perché 2 giovani, diciamo di quelli fra parentesi seri, hanno il mutuo della casa, minimo, lei lo sa, può confermare anche i suoi ospiti, minimo è 800, 900, 800, facciamo 800, lavorano in 2, fanno un figlio dopo un anno e mezzo bisogna portarlo alla materna o all'asilo, 500, 600 euro. Più dopo se vivono in condominio c'è il condominio e più dopo tutte le spese che vengono dietro a filiera. Poi giustamente la sua trasmissione, giustamente, dice ci sono poche nascite. I signori a Roma ci sono poche nascite. Ma scusa, ma con cosa li devono mantenere questi bambini che nascono? Bisogna dare un premio. Mio figlio ha fatto un figlio e tra poco noi nonni dovremo sovvenzionare perché vada all'asilo o alla materna. Cioè, gli anziani, sapesse, guardi, non mi allaccio neanche al discorso degli anziani, perché là mi si stringe il cuore e mi viene da piangere. Quando c'è un malato terminale in casa, la famiglia è rovinata, deve prendere le badanti a trovarle quelle brave. Bisogna metterle in regola perché sennò sono tutte istruite, vengono non so da dove, ma sanno tutto. Se avvertenza sindacale, a un mio amico l'hanno rovinato, 20.000 euro di avvertenza sindacale dopo che 5 anni l'aveva in casa, che mangiava tutto quanto. Ecco, perciò signori, Roma, tutta la politica, io prendo tutta la politica, e in particolare la Lega che abbiamo votato noi veneti siamo trattati da schiavi. Mi scusi, mi sono sfogato. Viva il Veneto, viva San Marco. Grazie, buongiorno signora, buon lavoro. Grazie, salutiamo anche Renato da Chioggia. Prego, Sindaca Tomasella. Allora, sugli anziani c'è una partita che adesso stiamo giocando noi amministratori. Sapete che siamo organizzati in comitati dei sindaci, in conferenze dei sindaci, per dare una risposta concreta al problema del numero sempre crescente di anziani che perdono la loro autonomia gestionale, quindi diventano veramente un problema importante per le famiglie che devono assistere le loro persone care, ma in questo momento la medicina del territorio, quindi la cosiddetta medicina di prossimità, c'è e non c'è, cioè non è efficiente a tal punto da poter dire la persona al suo domicilio può essere seguita H24, quindi poi entriamo dentro a quello che è la voragine delle badanti piuttosto che delle OS, dei servizi, di come tenere pulito questo anziano, eccetera, eccetera, quindi diventa veramente un incubo per i familiari. Quello su cui noi stiamo combattendo, però anche qua mi riallaccio a quello che ho detto prima, ci sono sindaci che combattono e sindaci che si astengono. Cos'è che stiamo facendo? Ci sono per fortuna dei fondi privati che vorrebbero investire sui nostri territori e costruire case di riposo o comunque offerte di servizi a favore dei nostri cittadini, erogando questi servizi in maniera anche diversa, può essere completamente in via privatistica oppure
convenzionato. Ovviamente è un'apertura molto, dal mio punto di vista, molto importante per il territorio, perché andiamo a investire risorse private dove il pubblico oggettivamente non ne ha più e non riesce più a dare risposta. Io sono la presidente del comitato dei sindaci di Pieve di Soligo, dell'area di Pieve di Soligo. Vi garantisco che in questo momento non c'è un posto libero in nessuna delle case di riposo del mio territorio, e se dovessimo applicare un articolo 2 non troveremo un posto per gli articolo 2. Questa è veramente una situazione d'emergenza. Se io ho un anziano che si rompe una gamba, un'anca, che è all'ordine del giorno e che deve essere inserito in una casa di riposo per l'articolo 2, 1 mese, 2 mesi per la riabilitazione, io non so dove metterlo in questo momento. Parentesi però, Sindaca, il presidente della casa di riposo, che lo metterò in contatto con lei perché va veramente ascoltato, ha detto che non è solo la struttura che manca, è il personale. È preoccupatissimo per il personale, però ha fatto una proposta. Ha detto, in altre realtà c'è il liceo di questa professione. Certo. C'è un liceo, ma perché non lo facciamo anche qua? Ma perché sono anni che lo dico e non vengo ascoltato. Capisce che non è solo la struttura, è preoccupatissimo per il personale, non c'è personale. E come facciamo ad assistere questi anziani? Mi scusi, Sindaca, se l'ho interrotta, ma volevo dirglielo e le darò il numero perché questa persona va ascoltata. Prego. Certo, quello che volevo dire è che appunto se noi ci ostiniamo ancora adesso a chiudere le porte al privato, perché in questo momento noi come piano di zona non riusciamo a trovare il modo per poter inserire nei piani di zona queste offerte che arrivano dal mondo del privato. Dov'è il problema? Il problema è politico, come si diceva, perché ci siamo fatti fare un parere legale e il parere legale dice che la Regione potrebbe autorizzare un X contingentato di posti da dare a disponibilità privata, affinché appunto riusciamo a dare una risposta a questa esigenza che è costante. Non ha detto il governo, ha detto la regione, o sbaglio? Qui ho detto la regione, esatto, qui mi appello anch'io alla regione. Ecco, però io vorrei dire una cosa, sono diversamente dal sindaco, cioè io dico i soldi ci sono, il Mose cosa ci è costato, cosa ci costerà il ponte sullo stretto, quindi i soldi ci sono, è che vengono utilizzati in altra maniera. Io penso che la priorità non sia proprio costruire il ponte, ma sarebbero queste esigenze qua di tutela degli anziani, di problemi della... pista da Bob, parliamone. Ecco, no, ve lo dico io. Abbiamo Gianfranco Valeri da Cessalto, vai Gianfranco. Sì, buongiorno signora Mirella. Buongiorno. Buongiorno avvocato. Buongiorno. E buongiorno signor Sindaco. Signor Sindaco, complimenti per come si esprime lei. Lei non è una spina per il suo partito, ma persino un patrimonio. E lo dice una persona anziana. Si immagini, non è la sindaca del suo partito, è un patrimonio. Quando sono nati i partiti e hanno fatto grande l'Italia fino a quando l'hanno fatta finire la prima Repubblica, cioè si immagini che quella volta uno nel partito poteva dire quello che poteva dire le proprie idee, e anche se era in minoranza le diceva, e se trovava consensi quella minoranza poteva diventare maggioranza nel partito e poi andavano a Roma e tutto. Cioè si immagini che ecco nel Veneto, guardi, il Veneto è stato grande anche perché abbiamo fatto grandi onorevoli, grandi senatori, grandi ministri. Posso citarne qualcuna, Finanzelli, per dire Rumor, Ferrari e Grari, c'è tantissima gente che hanno fatto. Invece adesso se qualcuno si esprime come lei deve avere paura di cosa? Paura che lì c'è un patrimonio lei. Ecco, buongiorno e grazie e buon lavoro. Caro Gianfranco, prego sindaca. No, grazie di cuore, ma io sto semplicemente cercando di svolgere il ruolo che i cittadini mi hanno dato con il buon senso, con il senso del buon padre di famiglia, proprio perché capisco l'importanza che ha un sindaco per la sua comunità. E quando il sindaco si scontra contro le istituzioni e i suoi colleghi sindaci a volte si astengono, permettetemi che questa cosa mi fa arrabbiare, perché non ci si deve astenere, o si è favorevoli o si è contrari, perché noi dobbiamo risolvere il problema. E quello ad esempio degli anziani che dicevo prima, sarebbe opportuno che la Regione invece aprisse ad un dialogo con noi, che siamo i presidenti dei comitati dei sindaci, e con le parti private, perché sono
così, stando tutti e tre insieme, mettendo insieme le nostre risorse, le nostre idee, il nostro sapere, riusciremo a trovare il pacchetto di servizi utili per dare risposte ai nostri cittadini. Non si può chiudere a prescindere la porta in faccia al privato, perché il pubblico non ha soldi, ha bisogno del privato per poter andare avanti e la comunità ha bisogno di avere servizi e risposte. Quindi questo io sto chiedendo alla Regione, veramente urlando alla Regione: per favore sediamoci ad un tavolo con il privato e cerchiamo di confezionare quei servizi che sono utili per la nostra comunità, a partire dagli anziani, perché saranno tanti nei prossimi anni e noi in questo momento non riusciamo a dare risposte. I soldi ci sono, ma c'è anche il personale, però dobbiamo sederci e dialogare con il privato. Non è il demonio il privato, anzi deve essere visto come una risorsa, ma dobbiamo gestirla in maniera intelligente. È questo che io sto chiedendo, come in primis come persona. Ecco, io mi metto anche a disposizione tutto quello che so, che ho imparato in questi 15 anni di amministrazione, io lo metto a disposizione di tutti, però fino adesso vi garantisco ho la bile a 1000, perché mi sono trovata anch'io contro dei muri con dei colleghi sindaci che hanno preferito astenersi su questa partita, e io questo non lo concepisco. Sarà che sono passionaria, per questo che mi chiamano Giovanna d'Arco, però no, va bene così, glielo dico io. Continui invece, Sindaco Tomasella. Abbiamo Gustavo da Belluno. Ciao Gustavo. Ciao, buongiorno. Io volevo dire veramente una cosa, che noi ci preoccupiamo di tutto, più di tutto, i problemi degli aumenti. Gustavo, abbassa la televisione per cortesia, sennò c'è il doppio rimbombo. L'ho abbassato del Bravo. tutto. Niente, volevo dirvi solamente una cosa, che nessuno ha mai capito che i problemi di tutto sono le accise, perché tutto il materiale che gira per l'Italia, per l'Europa, dappertutto gira su ruote, e finché paghiamo la benzina a 2 euro al posto di 1 euro, è chiaro che tutti i materiali vengano pagati il doppio, il triplo. Dunque il governo, e di destra e di sinistra, sta chiacchierando per niente. Io sarei anche del centro-destra, non ho niente a che vedere con nessuno, però dico, stiamo facendo solo chiacchiere, perché fino a quando non sarà diminuita la benzina ci saranno questi problemi, e uno che prende 600, 700, 1000 euro al mese non può vivere. Grazie Gustavo, molto chiaro, grazie, devo correre perché sono quasi in chiusura. Grazie delle riflessioni, le accise sono molto importanti, questo aumento della benzina, avvocato, è venuto nel silenzio assoluto, la mattina siamo andati a fare benzina, come? Ma capisci, ecco, la trasparenza, l'etica, il rispetto delle persone, ma dove l'hanno messo? No, perché veramente mi viene anche sto dubbio. Sì, appunto, dico, poi governi destra e sinistra alla fine non cambia niente. Parole, la politica parole. È quella. Io mi ricordo la pubblicità, i servizi aveva fatto la Meloni sul discorso della benzina, e poi invece ho visto che alla fine non è cambiato nulla, anche lei. E chissà che diventi ministro il sindaco qua, mi auguro. Anche se la vedo mica tanto, se va avanti allora, così. Allora, sa sindaca, glielo dico io, l'altro giorno mi ricordo che ho avuto la scorsa settimana che hanno detto no, dovete scendere in politica, non so perché scendere invece che salire, cioè sempre scendere in politica, ho detto calma, quelle brave che vorrebbero anche farlo, e sono le sindache, vi ho proprio nominato, quando hanno fatto il secondo mandato, se glielo fate fare, vengono messe da parte. E vanno quei soldatini che alzano e abbassano la mano conforme la telefonata della segreteria che arriva, perché quei bravi ci sarebbero, però vengono allontanati dalle segreterie perché danno fastidio, perché sono bravi, e il bravo nel paese Italia non esiste, ci vuole il soldatino allineato. Cosa dice, sindaca? Confermo. Chissà che lei sia la prima eccezione che riesca ad andare al governo, al ministero, a qualche ministero, no? Ad esempio io darei il voto ai sedicenni, avvocato, io glielo darei il voto ai sedicenni, perché non capisco perché, ormai la maturità. Visto che non sono più i 16 anni di 50, ma sono veramente svegli, anche bravi,
perché io li ho anche invitati sabato, mi dicono borse dello studio veramente anche importanti, sono dei creativi, hanno voglia anche di dire la loro, lasciamogliela dire. Cosa ne pensa, sindaca? Però fanno paura e tutto quello che fa paura viene accantonato. Prego, sindaca. I ragazzi giovani rappresentano la novità e di solito la novità spaventa, anche perché mai come adesso penso che parlano una lingua abbastanza diversa da quarantenni, da cinquantenni, da sessantenni che si trovano ad avere magari la politica in mano. Però il futuro è loro e quello che noi dobbiamo fare è lasciare un mondo migliore a loro, quindi ben venga che si stimoli in loro questo senso civico, ma una partecipazione attiva alla gestione della polis, cioè della città. Che il futuro è loro, sono anche loro. Perché vengono responsabilizzati in questa maniera qua, perché devono mettere una croce, devono dare un giudizio, un voto a una persona. E devono sapere il debito pubblico che gli lasciamo anche tra parentesi. E devono sapere il debito pubblico. Allora andiamo a vedere anche la copertina del libro dell'avvocato Capraro, perché mi interessa molto questo libro, voi ve l'ho già raccontato, io sono stata una delle prime con Paola Conte a scendere sulle strade con le forze dell'ordine, avvocato, parlo di tanti anni fa, ci sono i giornali che parlano, che testimoniano quello che dico, proprio anche col presidente Zaia, che all'epoca era presidente della provincia, però le dico la verità, un'amarezza, sindaca, ecco, capisce che io ho provato queste cose. Quando cerchi di fare qualcosa di buono, utile, non vai da nessuna parte, ti segano le gambe, perché porta l'attenzione su una persona che non è loro, oppure su un tema che non è supportato. Ad esempio, come si parlava prima, sindaca, la sa perché non l'ascoltano? Perché hanno già pianificato dove devono andare i soldi. Se le ascoltassero e facessero quello che vuole lei, vorrebbe dirottare questo milioni di euro che hanno deciso di mettere dove vogliono loro. E no, questo non è possibile, per questo non fanno il tavolo, sindaca. No, perché non capiscono che lei sta portando degli esempi validi e delle proposte innovative molto importanti. Perché vorrebbe dire togliere il denaro da dove hanno deciso, che non serve, perché non è quella la priorità, invece di metterlo nella priorità. Prego, avvocato. No, sono d'accordo con lei, i soldi ci sono. Ecco, è l'utilizzo del denaro che purtroppo è quello che è. E quello il tragico. Io mi ricordo quando ero in finanza tanti anni fa, dicevano in finanza, guarda di finanza, perché i politici non ci lasciano andare a vedere come vengono utilizzati i soldi invece di mandarci solo del contribuente? E quello è il discorso. Quindi i soldi ci sono, è una scusa, non ci sono i soldi, sono che vengono indirizzati in un'altra parte. Ad esempio anche i chilometri, io mi ricordo che quando andavamo nelle discoteche, ecco, entravamo, erano le 11, perché prima non si entra, 11:30, mezzanotte, e c'erano quelle forze dell'ordine fuori. Io li guardavo e dicevo, ma scusate, ma perché venite adesso? Venite quando escono questi ragazzi e vediamo come escono o come arrivano alle 2 di notte nella discoteca. Ma perché arrivate alle... Perché? Perché c'è un business avvocato, bisogna iniziare anche a parlare. Il business degli alcolici e dei superalcolici è un business talmente importante che fanno fatica a limitarlo, questa è la verità. Ma perché si deve andare in discoteca a mezzanotte, all'1 e rincasare alle 6 del mattino e poi vediamo una volta si andava alle 8 a riaprire le discoteche alle 21, poi ma non viene nessuno. Tu inizia a mettere un orario, vedrai che si inizia a mettere regole, non si mettono le regole, avvocato. No, sono perfettamente d'accordo con lei, infatti io mi ricordo alla mia età si andava alle 8, 8:30 in discoteca, adesso invece cominciano a mezzanotte, all'1 e quindi con tutto quello che ne consegue anche come utilizzo di alcolici, no, sono perfettamente d'accordo con lei. I numeri sono numeri, gli incidenti che avvengono quasi sempre sono degli orari veramente che sono incredibilmente, sono stanchi, hanno la testa confusa anche se non hanno bevuto. Per non parlare di droghe poi. Per non parlare di droghe, anche qua. Difendo anche ragazzi che non vogliono dare queste risposte, perché per loro non sono risposte da dare in quel momento. In questo momento sono le infrastrutture, infrastrutture. Sindaca, cosa vuole dire? Ecco, questi giovani, come ha detto lei, che sono il nostro futuro, ma se non cominciamo a mettere delle regole veramente certe però guardi che sicure... rischiamo di rovinarli la carriera da ministro. Anzi, mettiamo la segreteria con le spalle al muro di farla andare avanti questa sindaca. Prego, sindaca, ecco le regole, perché i giovani vogliono le regole. Io le porto io ho il banco solidale
e io collaboro anche con la procura dei minori e anche col tribunale. Allora ho detto, ma volete smetterla di portarmi questi ragazzi a fare la consegna della borsa? 2 orette al mercoledì, 1 oretta al martedì, ma questo per voi è un percorso rieducativo? Facciamoli fare sport. Tu decidi di fare una disciplina, quella che vuoi, ti lascio scegliere, perché guai a imporre non si può, anche se ha commesso un reato non si può. Sai cosa mi ha risposto la giudice donna? Non si può mica, mi ha risposto avvocato, obbligare un ragazzo a 14 anni a fare sport. Come ho detto, scusa, giudice, ma come obbligarlo? Questo ha fatto un reato, lo obblighi pure a venire nel banco solidale a fare la borsa, a consegnare oppure accompagnare l'anziano che non serve a niente, ve lo posso assicurare, non è un percorso rieducativo, lo dico qui davanti alle telecamere, non è un percorso, cioè facciamoli fare. Hai fatto a botte, bene, scegli lo sport, la box, arti marziali, ti allendi 2-3 ore al giorno lo fai, vai a scuola nel pomeriggio, fai questo, poi vediamo se ancora voglio rifare il buletto, il fighetto. Niente da fare, avvocato. Il giudice ha detto non si può obbligare un ragazzo a 14 anni se non vuole fare sport, anche se ha commesso un reato. È lui che deve decidere. Obbligarlo no, però si può convincerlo, ci sono i modi per convincerlo, comunque guardi. Ma questa è la risposta, avvocato, io lo dico apertamente perché questo è quello che ho ricevuto. Abbiamo Carlo da Vicenza, vai Carlo. Allora io volevo dire che il problema del Veneto da molto tempo è sempre stato quello che veniva chiamato il problema del cucco veneto, perché il Veneto si è sempre modellato nelle logiche correnti della politica e di tutto quello che è caratteristico di questa regione, che purtroppo non si è mai sviluppata e ha sempre seguito passivamente le cose che gli capitavano. Questo è quello che bisogna che il Veneto si abitui ad abbattere, la famosa logica del cucco veneto. Vi ringrazio e vi saluto. Grazie Carlo della riflessione, salutiamo anche Vicenza, avete chiamato dappertutto anche questa mattina. Allora le porto anche, anzi andiamo a vedere questa fiaccolata sindaca che è anche all'avvocato Capraro ieri sera per ricordare questo ragazzo che non c'è più, questo ragazzo morto purtroppo durante un incidente stradale naturalmente, questi familiari veramente che non riescono a darsi pace, che per loro non sarà più la stessa vita, non sarà più la stessa cosa, e questi cittadini, perché sono i cittadini, le persone che supportano, che fanno queste fiaccolate, che cercano di stare vicino a queste famiglie, a questi drammi, perché sanno l'importanza di supportare, anche se non si concluderà, perché come ripeto l'omicidio stradale non c'è ancora, avvocato, c'è in parte, ma non c'è la certezza della pena, e allora avvocato è come se non ci fosse, che certezza della pena c'è? Uccise 2 persone, 7 anni, che poi ne farà 3. E allora se è omicidio stradale poi mi dai 2 anni alla fine perché mi è buona condotta e tutto quello che ci va dietro, non so che certezza della pena che ci sia. 7 anni, 2 morti, 2 ragazze giovani che non torneranno più. Questo ubriaco è scappato, ne ha fatto di tutti i colori. 7 anni, ma che valore ha la vita umana, avvocato? No, sono d'accordo perfettamente con lei, però vogliamo parlare degli omicidi volontari dove la gente prende la pistola e spara, e dopo le brigate rosse, per dire, e dopo 2 anni, 3 anni girano per la città. Cioè dobbiamo migliorare, non peggiorare, però. Sono d'accordo, però deve esserci sempre una proporzione fra l'omicidio volontario e l'omicidio stradale, dove c'è la colpa. Sì. Ecco, questo è un paese di civiltà. Ucciso 2 persone. Non puoi dare a uno che ha un incidente stradale, uccide una persona a 10 anni, e poi quello che prende la pistola, ammazza il vicino, gli dai 2 anni e poi dopo 1 anno lo fai uscire. Ho capito. Cioè mancano le proporzioni ormai. Le proporzioni, manca cioè, tutto, è saltato un cugino tutto. un prezzo, un figlio un altro prezzo, hanno fatto questione di prezzi. Cosa ne pensa, sindaca? Ecco, e anche grazie a tutte le persone che hanno partecipato a questa fiaccolata, veramente ve lo dice Mirella, grazie di cuore, perché è molto importante essere supportati da queste famiglie. Poi lei in prima persona, poi l'ha vissuto con i suoi assistiti. Prego, sindaca. Sono d'accordo con voi.
la nostra normativa è talmente stratificata che ormai le proporzioni non ci sono più, cioè dice tutto e il contrario di tutto. Questo però lo dico io che non vengo da studi giuridici ma vengo da studi letterari, quindi io ho una laurea in conservazione dei beni culturali, quindi il mio approccio ai problemi è un approccio, se vogliamo, umano. Ecco, umanamente l'apparato normativo che noi abbiamo va corretto, non è tutto sbagliato ma va corretto. Dall'altro questa domanda sarebbe più opportuna rivolgerla appunto a mio marito, che essendo avvocato potrebbe scendere maggiormente più in una disquisizione dettagliata giuridica. Però io da persona, da essere umano, dico questo sistema normativo che abbiamo non è tutto sbagliato, però va aggiustato. Il problema è che è talmente stratificato nei decenni che secondo me è impossibile fare una riforma così anche del codice penale o del codice civile. Impossibile nel senso che con le condizioni di oggi è impossibile, ma se facciamo piazza pulita e mandiamo a Roma delle persone che dicono ok, da domani buttiamo via tutto e ricominciamo da zero, cioè riassettiamo, ricominciamo da zero, ci vogliono 2 anni, ci vogliono 3 anni, però alla fine secondo me riusciremo ad avere un famoso cambiamento che chiediamo tutti e che non avviene mai. Abbiamo Lino da Mantova, l'ultima telefonata, vai Lino, veloce. Grazie, buongiorno signora Mirella e a tutti i suoi ospiti. Prima di tutto voglio dire alla sindaca qua, perché con tutte centinaia di migliaia di assistenti sociali non trovano un buchino di 1 ora e 2 andare a parlare. Io ho una parente che ha 92 anni, è lontano, se no ci andrei tutti i giorni, ma deve andare a parlare, lei dice c'è con la testa, solamente parlare, dialogare un paio d'ore. Ma perché queste ragazze non ci vanno? Che assistenti sociali solo? Se non voglio dire quello che fanno. Dopo voglio dire, per Salvini ha dei discorsi che mi piacciono, sia sul codice stradale, ma perché c'è da criticarlo? Giusto quello che dice, a rallentare dove c'è da rallentare, e non perché andare a rallentare si inquina di più, perché se arriviamo dove c'è il semaforo, spegniamo la macchina, ce l'hanno detto e lo spegniamo, ma io non so capire questi di sinistra come fanno a vedere le cose. Salvini è una gran persona e anche la Meloni, e lei, signora Mirella, la farai vicepresidente del Consiglio. No, per carità, mi hai buttato dalla finestra, dopo 3 secondi ti dico, vi è caduta sbagliando, si è affacciata alla finestra. Sì. Grazie Lino, ti voglio bene, grazie veramente. Allora avvocato, anche questo che è successo con questo abbattimento di questi dissuasori, ne hanno fatto di tutti i colori. Ma è una reazione. Ma cosa è successo? Era un messaggio chiaro. Lei si è occupato tanti anni di questo, ancora vero? Oggi me ne occupo. Sì, però proprio pieghiamo noi, avvocato, cioè certo, sì, ma è la reazione della gente quando non ne può più. Ci sono dei comuni in cui si trovano 4-5 autovelox, magari uno che sorge la sera, cioè non è il modo questo di prevenire, questo è un modo per me di fare cassa. Mettetemi un agente sulla strada che convince la gente a rallentare, andare a essere più prudenti, perché un domani dico sempre, se uno si trova magari il ragazzo morto e poi gli arriva a casa la fotografia dell'autovelox che l'ha visto passare a 150 all'ora, non penso che rimanga contento del suo comune. Dice, se invece dell'autovelox ci mettevano un agente, forse il mio figlio rallentava e sarebbe ancora qui. Sindaca, come commenta quello che ha detto il sindaco Capraro? No, non sono sindaco, non non sei sindaco ancora. Prego, sindaca. Allora, per quanto riguarda il mio comune, noi ci teniamo davvero che i nostri vigili, la nostra polizia locale sia sul territorio. E io ho sempre detto loro, magari abbiate tolleranza su certe piccole infrazioni, su altre no, soprattutto per chi circola senza la copertura assicurativa. E vi garantisco, quasi ogni giorno i miei vigili sono sul territorio, ovvio che non sono H24, ma 2, 4, 6 ore ogni giorno le fanno. Vi garantisco che ogni giorno, non passa giorno che non ci siano macchine con l'assicurazione scadute che noi andiamo a sanzionare. Però è anche vero che questa buona pratica viene contestata da una parte di cittadini, ma è una cosa in cui io credo, cioè è comunque un qualcosa di propedeutico per far sì che la gente tenda a rallentare, almeno che capisca che su Codogné si deve rallentare e rispettare le regole.
Grazie, allora salutiamo tantissimo Lisa Tomasella, sindaco di Codogné, primo mandato centrodestra, mi raccomando sindaca, guardi che le siamo vicino, ci pensi bene. Grazie, è stata con noi, grazie anche all'avvocato Fabio Capraro, coautore del libro Etilometro sui lati oscuri, eccolo qua, c'è anche la copertina, leggetelo perché è importante. Piazza Editore. Ecco, Piazza Editore naturalmente, grazie anche all'avvocato Fabio Capraro, pubblicità. Siamo qui con Elisa a vedere la pasticceria. Lei appunto ha fatto tutto un altro percorso scolastico inizialmente, poi gli è venuta fuori questa passione, è riuscita grazie anche a un corso di formazione della Regione Veneto a Lancenigo di prendere la certificazione per poter fare questa attività e oggi è qui che sforna dolci e li realizza, dove mette tutta la sua creatività e veramente dà di quei prodotti molto squisiti. Sono Elisa Gaberlotto, ho 30 anni e faccio la pasticcera. Questa attività è partita da una mia passione che ho maturato e coltivato dopo il liceo, nelle varie esperienze poi che ho avuto lavorative, prima partendo dalla panificazione e dopo conoscendo il vero e proprio mondo della pasticceria. Questa attività nasce nel 2022 per realizzare quello che è di fatto il mio sogno. Da quando ho iniziato a lavorare avevo il desiderio di avere un'attività tutta mia, di poter vendere e mostrare ai miei clienti, la famiglia, gli amici, i miei prodotti realizzati interamente da me e sì, dalla passione farne diventare un lavoro e quindi avere anche un guadagno. Ci vuole tempo, ci vuole dedizione, ci vuole comunque restare appassionati. Le difficoltà grandi o piccole ci sono sempre, però insomma si può superare tutto. Ne ho superate molte e molti anche pregiudizi sul potercela fare o altro e anche difficoltà proprio a livello magari organizzativo, burocratico, però insomma il messaggio che voglio lanciare è di non arrendersi. La costanza è molto importante. E bisogna cercare anche nei momenti magari in cui si è più demotivati, si è più magari tristi per più disparati motivi e cercare di essere costanti. La cosa principale che mi ha colpito è comunque il poter essere creativi, lavorare in un laboratorio di pasticceria dà spazio alla creatività, quindi si può anche attraverso il dolce, attraverso la pasticceria si può dimostrare anche quello che si è. Non è mai facile raggiungere gli obiettivi che uno si pone, però anche questa è una ulteriore conferma di dove si vuole, ci si impegna, si può arrivare ed Elisa ce l'ha fatta. Ed è con noi Elisa Gaberlotto, pasticcera, ecco un'altra giovane, un'altra professione, un'altra passione. Grazie Elisa di essere qui. Saluto anche da Roma collegato Francesco Paolo Capone, segretario generale UGL, Unione Generale del Lavoro. Grazie segretario di essere qui anche lei. Visto che bei giovani abbiamo anche qua nel Veneto. Buongiorno a voi. Bellissime, io poi sono, come dire, perennemente a dieta, quindi... Quindi, senta segretario, però c'è un però, che questi ragazzi vorrebbero essere rispettati di più anche come il lavoro che fanno, anche essere pagati in maniera diversa, rispetto anche degli studi che hanno fatto e della carriera professionale che hanno intrapreso, ma tanti paletti, tanti pregiudizi. Ecco, cosa vuole dire il segretario? Vuol dire che questo è un paese bizzarro. È un paese che, come dire, ha le migliori maestranze del mondo, persone che sanno lavorare, che sanno assumersi responsabilità, che sanno migliorare il loro lavoro, ha tantissimi artigiani come la ragazza che è con noi con voi in studio e che però non riesce a dare a tutti come dire, soddisfazione. Abbiamo una migrazione importante dal sud ma anche dal nord dell'Italia di giovani lavoratori, sono circa 1 milione ogni 2 anni, che vanno a cercare fortuna negli altri paesi d'Europa. Perché? Perché dopo aver studiato, aver acquisito competenze, aver
essere pronti per affrontare, diciamo così, il mondo vero, quello del lavoro, in Italia hanno delle retribuzioni di ingresso molto basse e anche i percorsi di carriera sono spesso molto farraginosi e per nulla soddisfacenti. Ecco, questo è un tema che assolutamente va affrontato, e va affrontato con il riconoscimento delle competenze, con un po' più di coraggio da parte delle aziende. Da noi vogliamo usare un eufemismo, diciamo che le aziende, in genere gli imprenditori italiani sono un po' timidi, tendono quindi a essere poco generosi. Purtroppo lo stesso problema ce l'abbiamo anche con le categorie di lavoratori più grandi. Se pensiamo che negli ultimi 30 anni, dal 1990 al 2020, il potere di acquisto degli stipendi degli italiani è diminuito del 5%, per fare un raffronto, la Francia e la Germania, che sono, diciamo così, le nazioni dei paesi OCSE più simili a noi, hanno avuto entrambe aumenti nello stesso periodo superiori al 35% di valore della retribuzione, quindi di potere d'acquisto. Quindi vuol dire il nostro è un paese fermo, è un paese che non fa più grandi opere. Adesso forse col PNRR qualcosa si incomincerà a muovere, non investe più in un futuro dove anche la soddisfazione economica ha il suo peso, ovviamente, e non pensa di mantenere le migliori risorse che sono proprio i giovani che hanno studiato, che si sono qualificati, che hanno fatto master, che hanno già girato con vari programmi magari per il mondo, con gli Erasmus o con altro tipo di attività di studio, hanno già acquisito quelle competenze per affrontare, insomma, la vita lavorativa, portando qualcosa di nuovo, portando qualcosa di più. Ecco, su questo io credo che è importante la riflessione, ma diciamo è importante anche farla molto rapidamente. Allora sentiamo come commenta proprio Elisa Caberlotto, ecco, questi imprenditori tiepidi che non investono sui giovani, ecco, pochi, e invece siete il nostro futuro, noi dobbiamo investire su di voi, specialmente se poi siete dei creativi che cercate di farvi un po' largo in questa società molto chiusa, molto riottosa. Ecco, cosa vuoi dire, Elisa? Ma io voglio dire innanzitutto che bisognerebbe fidarsi di più dei giovani, perché spesso si sottovaluta anche magari un potenziale di un giovane che può portare anche qualcosa in più all'azienda, anche se magari è un'azienda storica che ha già la sua clientela, ha già la sua linea, però può portare anche innovazione, può portare sempre qualcosa, e quindi cioè, quello che voglio dire anche ai titolari di aziende, di fidarsi dei giovani, di dare a loro il giusto valore, anche di premiarli per l'impegno e dare importanza, dare insomma, più far spazio sentire... e fidarsi di più di esatto. loro. Ascolta Elisa, nel tuo percorso anche di studi, ma poi anche come assunzioni che hai avuto nell'ambito lavorativo, cos'è che ti ha ferito di più e quello che ti ha dato più soddisfazione? Allora, che mi ha ferito di più è stato la gelosia magari a volte dei titolari che non lasciavano spazio e comunque magari contratti di lavoro diversi dalla mansione che si va a eseguire. Faccio un contratto assunto per una cosa e tu me ne fai un'altra e mi metti da un'altra parte. Esatto. E invece, oppure anche cercare sempre di magari a volte un po' sminuire il lavoro, far sentire come semplici operai e non voler far sentire il dipendente come se fosse parte dell'azienda. Una persona anche... Esatto, come se avesse un'importanza nell'azienda. Ma secondo te perché siamo culturalmente chiusi? Perché io dico anche questo, c'è il profondo sud ma c'è anche il profondo nord, ecco, questo campanilismo che si vede in tutto e dappertutto, devo fare io, solo io, ci sono solo io, l'altro non conta. Questo fa male perché non si apre la mente, non riesci, ecco, ad abbattere questo campanile, fai fatica perché non sei neppure supportata, o sbaglio, Elisa? Certo, sì, sicuramente. Penso sia proprio forse una cosa che frena molto dalle aziende anche di evolversi, magari, lascia spazio a innovazioni, giovani che portano magari novità, e invece di voler restare sempre nella propria linea e
sì, non lasciare spazio al futuro, diciamo. Segretario, ha sentito cosa sta dicendo Elisa Caberlotto? Perché così è la verità. Molti giovani appunto si allontanano perché non trovano spazi adeguati. Ecco, per loro è un'umiliazione non credere nel lavoro che fanno, oppure in questi lavori che non sono quelli da contratto, perché è facile parlare, però bisogna vivere le situazioni. Prego, segretario. Ma guarda, non so quanti anni ha Elisa, la catalogo dei giovani... no, 30. 30, ne mostra pochi? Vabbè dai, siamo in euro, 30 vuol dire 15, avvocato, 15. È in euro, già divide la metà. La stessa età di mia figlia e ho altri 2 figli, un maschietto e una femminuccia, veramente lo erano, adesso un uomo e una donna in realtà, che hanno pochi anni di meno. E quindi questo tipo di problemi lo riscontro anche nel loro approccio al lavoro. Verifico che è difficile trovare, per esempio, nell'area dove tu comunque vivi, dove vive la tua comunità, dove hai magari pensato di realizzare il tuo progetto di vita, ed è vero che mia figlia non lavora in Italia, ma è andata a Milano per trovare un lavoro che gli consentisse, ce l'aveva anche diciamo qui nell'area del Lazio, lavorava ma con un limite al percorso di carriera, con un limite al coinvolgimento nei processi produttivi, quindi la capisco, perché è quello che succede in Veneto, succede nel Lazio, ma succede in Sicilia, succede in Puglia. L'Italia purtroppo sotto questo aspetto è molto più unita di quanto ci immaginiamo, ed è un tema vero, peraltro con una difficoltà anche nell'indirizzare i giovani verso degli studi che sono quelli più ricercati, perché oggi viviamo in un paradosso. Gli ultimi dati dell'Istat danno un'occupazione in crescita nel nostro paese, anzi è il dato positivo più alto che si è raggiunto dall'inizio delle serie statistiche dell'Istat, quindi importante. Ebbene, però la domanda, l'incontro tra domanda e offerta di lavoro non c'è ancora. Molte aziende reclamano mancanza di personale disposto a lavorare, forse anche perché si guadagna poco, forse anche perché non c'è un percorso di realizzazione all'interno, cioè non ci si tiene alla realizzazione del lavoratore all'interno del percorso di lavoro che fa all'interno dell'azienda. Però è un tema vero. Considerate, noi abbiamo fatto una ricerca col Censis, che è insomma l'ente più autorevole nelle ricerche sociologiche di mercato. Il Censis per il 2024, quindi per quest'anno, prevede la mancanza di 12.000 laureati nel settore sanitario, in medicina e nelle professioni sanitarie non mediche. mancheranno durante tutto quest'anno 8.000 laureati nei settori economici e statistici, e mancheranno 6.000 laureati nelle cosiddette discipline esterne, quelle scientifiche. Bene, tutto questo dà un quadro abbastanza chiaro del quello che sarà il futuro da quest'anno, che sarà il futuro l'anno prossimo, ed è, rispetto a quello che dice Lisa, ma rispetto a quello che dice mia figlia, ma rispetto a quello che dicono tutti i giorni che incontriamo quotidianamente, c'è una sorta di cortocircuito. Ci sono persone che hanno competenze e voglia di fare, e ci sono aziende che non sempre accolgono questa possibilità nella maniera giusta, nella maniera positiva. Ecco, tutto questo comporta anche la difficoltà di incontro tra domanda e offerta di lavoro. Quindi, senta, certo, segretario, devo correre perché purtroppo il tempo è tiranno. Questa mattina alle ore 9 c'era un'udienza nel Tribunale di Treviso proprio per un ragazzo che non c'è più, morto sul lavoro, Mattia Battistetti, con questi genitori che veramente vogliono giustizia, vogliono una certezza della pena, queste udienze infinite, ecco, questo rivivere questo dolore enorme, ma soprattutto quello che abbiamo sentito anche nelle scorse settimane da un'indagine fatta, che il 76% delle aziende, dei cantieri non sono in regola quando è stata fatta l'ispezione.
Ma allora mi scusi, segretario, questi appalti, subappalti, ma come? Una ditta vince l'appalto e deve essere in regola con tutto. Cosa sono tutti questi subappalti e appalti e avanti, non riesci mai, è come una scatola cinese alla fine. Poi abbiamo visto cosa è successo anche in questo cantiere, giovani che non dovevano essere in quel posto, abbiamo visto ecco la sicurezza che mancava, eppure i numeri che abbiamo nelle morti del lavoro sono numeri che fanno impressione, è una mattanza. Prego, segretario. I numeri fanno sicuramente impressione e non sono degni di un paese civile come l'Italia. Il nostro è un paese che è sempre stato, per il tema della sicurezza sui luoghi di lavoro, almeno sotto l'aspetto normativo, all'avanguardia rispetto a tutti gli altri paesi dell'Occidente. Noi abbiamo i primi decreti sulla sicurezza che erano decreti reggi, quindi nella prima metà del secolo scorso, e abbiamo anche oggi un impianto normativo piuttosto importante, piuttosto ben fatto, forse troppo legato a una, diciamo così, correttezza documentale più che una effettiva verifica delle capacità, dell'addestramento che dovrebbe essere dato ai lavoratori, perché i lavoratori li puoi formare, come avviene anche in maniera obbligatoria, oppure li puoi anche addestrare, quindi gli insegni a gestire i momenti di rischio in maniera più evidentemente più efficiente. Io credo che questa degli appalti però sia un falso problema, e lo dico non perché non abbiamo verificato anche nell'ultimo grande incidente a Firenze, nel cantiere di Firenze, che ci sono stati dei subappalti, ma noi abbiamo un tessuto produttivo fatto di piccolissime imprese, anche nel settore dell'edilizia, delle costruzioni. Quindi questo ha comportato delle piccole aziende che hanno delle grandi specializzazioni. Se lei deve ristrutturare casa, chiama ovviamente una ditta che fa ristrutturazioni, e quella ditta poi si avvarrà per forza del parchettista se deve mettere il parquet, dell'idraulico se deve fare l'impianto dell'acqua, dell'elettricista per l'impianto elettrico, poi del piastrellista se invece nella cucina deve mettere delle piastrelle. Ma non è che ci sia un trucchetto sotto, mi scusi sa segretario, che alla fine ci sia sempre il furbo di turno che vince. La interrompo un secondo perché abbiamo una telefonata. Marzia da Dolo, vai Marzia. Buongiorno. Buongiorno. Volevo fare una considerazione. Lungo il file, partendo da Treviso, c'è un lungo muro dove ogni anno degli artisti vanno a fare delle pitture, delle loro opere. Quella che mi ha colpito è stata un'opera grande, 2 metri per 1,5 metri, forse anche 3 metri, dove c'era scritto: non è che non c'è lavoro, è che non ci vogliono pagare. Ho avuto un flash in quel momento e diciamo che questo riassume un po' quello che stanno dicendo, che hanno detto finora. Grazie Marzia, molto chiaro. Sentiamo Elisa, è vero, non è che non ci sia lavoro, è che non vogliono pagare. Sei d'accordo su quello che ha letto questa nota telespettatrice lungo la Restera? Sì, sono d'accordo, spesso si paga molto meno rispetto a quello che si dovrebbe pagare, anche per valorizzare, per dare un motivo anche al lavoratore di impegnarsi di più, diciamo, una giusta retribuzione. Gli orari sono rispettati? Allora, spesso no, almeno parlo per il mio settore perché non ne conosco altri, diciamo, quindi spesso si fanno molte più ore rispetto a quelle che si dovrebbero fare da contratto, e probabilmente tanti infortuni avvengono anche magari per la stanchezza o perché si lavorano molte ore in più, non si è pagati, bisogna velocizzare il lavoro, fare più produzione possibile e quindi non rispettando magari spesso anche le norme di sicurezza. Ha sentito, segretario, come ha commentato Elisa Caberlotto? Prego, a lei. Elisa conosce bene il mondo del lavoro perché lavora, così come abbiamo lavorato e lavoriamo tutti quanti. Il tema è assolutamente vero, però qui anche un'assunzione di responsabilità da parte del lavoratore ci vuole. Il sindacato esiste per questo. È difficile che un sindacato riesca a intervenire nell'azienda di qualunque natura dove non vengono pagati gli straordinari, dove si va oltre
l'orario di lavoro, dove per aumentare la produzione non si rispetta la sicurezza. Il sindacato ti aiuta proprio a fare questo, però il lavoratore deve coinvolgere in qualche maniera il sindacato. Qua il tema non è deve iscriversi perché deve pagare la quota, ma deve parlare con qualcuno che è in grado di intervenire perché conosce la materia e perché è in grado di come dire, rimettere in ordine la situazione. Spesso, soprattutto nei giovani, questa attenzione nei confronti del sindacato, diciamo così, questa fiducia nei confronti del sindacato è più bassa di quella che avevano i lavoratori della mia generazione, che hanno iniziato a lavorare negli anni 90 rispetto a quelli ancora prima che iniziarono a lavorare negli anni 60. Vero è, e ha ragione Elisa, che nella piccola azienda artigiana se ti iscrivi al sindacato non hai neanche la garanzia che poi ti possano mantenere al lavoro. Il famoso articolo 18 copre, diciamo così, e tutela i lavoratori dalle aziende con 15 lavoratori, da 15 lavoratori in su. Però in qualche maniera, anche in maniera riservata, l'attività sindacale, l'attività di come dire, reclamare presso il proprio datore di lavoro il diritto a vivere in un luogo sicuro non si deve negare a se stessi. Ognuno si parte in causa e andare lì a dire: guarda, io nell'impastatrice che ha normalmente due bottoni dove le mani devono essere impegnate perché impasti la farina con l'acqua e con il lievito, spesso l'ho visto fare, quindi dico una cosa non inventata, spesso viene messo, come dire, un bottone con un pezzo di scotch in maniera che così si mantenga attivo, l'altro bottone con la mano e poi c'è l'altro bottone coperto dalla mano, e con la mano libera si va a mettere la mano nell'impastatrice perché magari c'è un grumo di farina o qualcosa del genere. Elisa sta dicendo che ha ragione con la testa, che è proprio così, e questo veramente è sconvolgente sentirlo poi dal segretario Capone. Abbiamo Adriana da Jesolo, vai Adriana. Il segretario Adriana, buongiorno a tutti ospiti. Voglio dire, Elisa, veramente ti ringrazio perché sei presentata a sua pasticceria così giovane e così vai avanti, non ti fermare, perché fare una pasticcera è un lavoro bellissimo. Io ho lavorato in albergo e lo so cosa vuol dire. Però non ti fermare, anche se sono, diciamo, che come posso dire segretario, ci sono stagi, diciamo, che ti fermano, ti fanno tanto di pagare e tutto il resto, però tu vai avanti, perché sei giovane, magari che tutti i giovani vedano come fai e come lavori, perché dolci non è facile fare. E se loro devono sapere in uffici, diciamo, che lavoro si deve alzare anche alle 4 di mattina per preparare tutto e mettere fuori se vuoi dare un servizio perfetto. Così vai avanti. Se posso dire, Mirella, io come non sono pasticcera che ho fatto la scuola, quella è scuola di mia mamma, però mi piace molto, penso che ho più stampini di un negozio di silicone che faccio per i miei amici, per i miei figli. Sono le cose che ti piacciono, che sei non nato con quello, però col tempo ti viene. Io con quella pasticceria, Mirella, se posso dire, per fortuna che ho trovato in albergo di lavorare anche quello, sono stata come chef per colazione, diciamo, e lo so cosa vuol dire alzarsi presto e fare, però mi è salvato. Lo sai, tu lo sai che io l'ho chiamato per il guerra di Croazia e sì, mi è salvato, pasticceria, di non pensare di brutte cose. Vai avanti, Elisa. Io sono pensionata, però se ti serve lavoro pomeriggio vengo volentieri senza pagarmi. Ok. Cara Adriana, mi fa piacere perché vuol dire che ti senti anche bene. Ecco, un abbraccio grande perché Adriana ha passato anche un brutto momento veramente. Elisa, ma quello che volevo chiederti rispetto anche a quello che ha detto Francesco Paolo Capone,
è la serietà con la quale vi impegnate. Adriana ti ha detto non mollare, non può neanche mollare perché a laboratorio e casa tutt'uno, perciò le ore non si contano davvero, sempre là, ma soprattutto questa voglia di resistere, di farcela. Ecco, cosa vorresti dire al segretario Capone che si occupa di questo, di lavoro, di sicurezza di lavoro, di appalti, di assunzioni? Prego. Che sì, la sicurezza del lavoratore è fondamentale, certo bisogna metterci del proprio, anche il dipendente ovviamente deve, dal lato suo deve anche pretendere che ci sia sicurezza da parte del titolare. Ad esempio io adesso, avendo aperto il mio laboratorio di pasticceria, penso da titolare, cioè avrei anche preoccupazione a mettere il mio dipendente in condizioni pericolose in cui può farsi male. Ma perché tu sai cosa vuol dire? Perché sono stata dipendente, certo, sicuramente. Qualcuno forse se lo dimentica questo. Segretario, come commenta? Prego. Commento che Elisa ci sta raccontando come si passa dalla condizione di lavoratore a quella di imprenditore e qual è la coscienza. Il tema è proprio questo, è mantenere la stessa coscienza. Lavorare per altri o far lavorare gli altri dovrebbe come dire, mantenere intatta la consapevolezza che la sicurezza sul luogo di lavoro è il primo bene che va garantito, insieme a una, perché lo dice la Costituzione, insieme a una retribuzione dignitosa. Noi su questo tema proprio stamattina c'è stato un incontro a Palazzo Chigi con della nostra organizzazione sindacale e con gli altri sindacati per parlare di lavoro. C'era il ministro Calderone e una delle cose che abbiamo detto è che per esempio bisognerebbe incominciare a insegnare, coinvolgendo il sistema scolastico, magari dalle medie o dalle superiori, la sicurezza sui luoghi di lavoro direttamente a scuola. 1 ora a settimana è sufficiente, ma questo contribuirà a che cosa? Ad avere, quando finisce il ciclo scolastico, delle persone che in parte faranno gli imprenditori, pochi, in parte faranno i lavoratori, molti, ma avranno entrambi la stessa consapevolezza del quanto è importante la sicurezza sui luoghi di lavoro. Ecco, questo è un po'. Ma siete ascoltati? Mi scusi segretario, ma vi ascoltano oppure sentono solo? Perché sentire è una cosa, ascoltare, mettere in atto è un'altra. Prego. Diciamo che su questa cosa si stanno muovendo. È stato, ovviamente non è una decisione che si può prendere in un attimo perché coinvolge più neanche 10 anni però, segretario. Sì, no, però il percorso è iniziato, è stato coinvolto il ministro oltre al ministro del lavoro, ovviamente il ministro dell'istruzione, e c'è insomma un percorso che dovrà trovare le risorse, dovrà trovare i tempi, dovrà trovare, insomma, c'è una burocrazia che va rispettata in termini, perché quella è che aspetteremo 10 anni se va avanti così. Siamo arrivati a 70 governi, fra poco ogni volta che le cose vanno cade il governo, noi siamo là e guardate che non c'è tanto da essere. Allora, siccome siamo in corsa veramente, ci dai una ricetta, Elisa, veloce da fare a casa, così magari la farà anche Capone. Ecco, una ricetta velocissima. Vai, Elisa. Con le quantità, gli ingredienti. Dai, veloce. So, una frolla con la confettura, burro, devo dire anche le quantità. No, dai. Burro, zucchero a velo, uova, farina, si stende, si lascia riposare 12 ore in frigorifero e dopo si stende a 3 mm circa di spessore, si farcisce con una confettura a scelta, a piacere, e si fanno delle striscioline sempre di pasta frolla, si inforna 160 gradi, 15 minuti circa. E te la mangi tutta da buona che aspettare, sì, si può mangiare anche calda. E te la mangi tutta. Ha sentito che bella frolla le ha dato? Segretario, come ci saluta? Intanto prendendo le indicazioni che sono state date, poi mi vado a vedere da qualche parte le quantità precise, farò una crostata per verificare se è buono davvero. Grazie, salutiamo veramente Francesco Paolo Capone, segretario generale UGL, Unione Generale del Lavoro. Speriamo che le cose cambino in fretta, che non ci siano tempi veramente così oremo, faremo, diremo, valuteremo, perché questi genitori, queste famiglie hanno bisogno veramente di pene certe, di sicurezza, questi giovani, sicurezza nel lavoro, sicurezza anche di avere un posto decente, rispettato. Come ci saluti, Elisa?
Allora, saluto augurandomi che la situazione migliori, diciamo. Perché al momento non è che sei così soddisfatta? Sì, diciamo che ci siano delle retribuzioni e della sicurezza maggiore, magari che diminuisca, parlo da titolare adesso, che diminuisca il costo del lavoro, nel senso con le assunzioni si possa assumere più facilmente. E la burocrazia, Elisa, come la mettiamo? Sì. Mamma mia. Che si snellisca un po' la burocrazia sicuramente. Sei fiduciosa, Elisa, in questo? Ma sì, penso che bisogna essere fiduciosi, se no non si va da nessuna parte. Sì. Ecco, il tuo sogno nel cassetto, ad esempio, qual è in questo momento? Beh, in questo momento riguarda la mia attività di continuare a crescere, poter assumere, poter avere dipendenti e sì, continuare a crescere mantenendo comunque l'artigianalità e sì, lavorando bene nel rispetto anche dei dipendenti. Perché è importante avere una squadra, vero Elisa? Beh, è fondamentale, sì. È fondamentale anche che il dipendente si senta titolare. Almeno io l'ho provato da dipendente e ho avuto una buonissima esperienza lavorativa con un titolare anche molto giovane che ha lasciato molto spazio ai dipendenti e ci ha fatto sentire come se l'attività fosse nostra e io riconosco che in quegli anni in cui ho lavorato lì ho dato veramente il massimo come se fosse proprio la mia attività, che è anche quello che mi ha spinto ad aprire il mio laboratorio. Allora, sentito Cappone, dobbiamo puntare sui giovani, valorizzarli di più, intrigarli di più, lasciare più spazio a loro. Se sbagliano poi sanno anche rialzarsi, ma bisogna che sbaglino per imparare. Io spero che la politica, adesso c'è anche una premier donna, speriamo veramente che ci metta anche lei qualcosa di suo, visto che è una figura femminile per noi molto importante, perché c'è qualcosa in più in questa figura femminile, non solo nella premier ma nella donna che si espone ad aiutare questa società a migliorare. Grazie a Elisa Caberlotto Pasticcera, Francesco Paolo Cappone, segretario generale UGL. Grazie, adesso andiamo a pranzo con la proposta di Mirella. Carciofi alla Gennarina. Il cappero di Pantelleria, inserito in questa ricetta, è una varietà unica nel suo genere. I boccioli dei fiori e i piccoli frutti conservati sotto sale o sotto aceto vengono utilizzati, specialmente nelle salse, come condimento aromatizzante. Il cappero ha una forma globosa, un colore verde senape ed un odore forte e aromatico, senza alcuna influenza estranea. Ingredienti per 4 persone. 4 carciofi senza spine. Olio extravergine di oliva. Uno spicchio d'aglio, 20 grammi di capperi sotto sale tritati, 50 grammi di olive nere denocciolate, sale. Pulite i carciofi eliminando il gambo, le foglie esterne dure e la barba interna. Tagliate in quarti e metteteli in acqua con qualche goccia di limone per non farli annerire. Sciacquate bene i capperi dal sale e tritateli. Disossate le olive e tagliatele a pezzetti. In una teglia con l'olio soffriggete l'aglio che toglierete appena sarà biondo. Versate i carciofi sgrondati. Coprite con il coperchio per qualche minuto. Aggiungete il trito di capperi, le olive e fate cuocere con coperchio a fuoco basso per circa 20 minuti. Se necessario, aggiungete qualche cucchiaio di acqua. Quando i carciofi saranno teneri, aggiungete il prezzemolo tritato
e servite con il loro sugo. Buon appetito!